Stamattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho incontrato l'invasor. Stamattina mi sono alzato e ho incontrato l'invasor. Partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se morissi da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se morissi da partigiano, tu mi devi seppellire. Se morissi da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire sulla montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutti quelli che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutti quelli che passeranno grideranno che bel fior. Tutti quelli che passeranno grideranno che bel fior. Il più bel fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il più bel fiore del partigiano, morto per la libertà. Il più bel fiore del partigiano, morto per la libertà. Allora, buonasera, anzi buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla Jam della Resistenza. Che cos'è? È una jam organizzata all'ultimo momento, radunando gli amici e i compagni proprio all'ultimo momento, si può dire, e sono molto felice di questa vostra partecipazione. Ringrazio innanzitutto i compagni dell'ANPI, e in particolare Luisa Sassu, che ha proposto la mia candidatura nel consiglio dell'ANPI, e tutti i compagni che l'hanno accolta, poveri loro. E ringrazio anche Simona Fanzecco della CGIL, che mi ha aiutato a promuovere l'evento creando una locandina, diffondendola. Anzi, le chiamo qui subito a fare un saluto. Posso dire? Viva la Resistenza, viva il 25 aprile, viva la liberazione e che sia però sempre libera. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie infinitamente per essere qua. Se c'è qualcuno a cui non piace dire che l'Italia è antifascista, viva l'antifascismo. Grazie. Poi ringrazio anche Sergio, Martina e Antonio Benoni che ci ospitano in questa splendida location. Oggi c'è il sole, ci aspettavamo la pioggia perché sono purtroppo giornate difficili, e invece il 25 aprile è anche questo, ci regala questo sole magnifico. Di parole sul 25 aprile ne abbiamo sentite e lette molte, anche stamattina in piazza, ma non bastano mai. Sono tempi bui questi, e gli spazi di democratico e pubblico dibattito sono ridotti al minimo.
ma noi dell'ANPI, costituita il 6 giugno 1944 a Roma, quasi 80 anni fa se ci pensiamo, non ci stanchiamo facilmente e vogliamo ancora dare spazio a chi ha voglia di esprimere concetti che tutelino la libertà e l'uguaglianza, valori che vanno di pari passo, e il loro disallineamento rappresenta una minaccia per la democrazia. Il patrimonio di diritti, di libertà, di giustizia, di pace, di solidarietà e di uguaglianza di cui è custode la nostra Costituzione ha richiesto e richiede un presidio e una cura costante. L'ANPI è ancora in prima linea nella custodia e nell'attuazione dei valori della Costituzione, quindi della democrazia, e nella promozione della memoria di quella grande stagione di conquista della libertà che fu la Resistenza. L'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, è la casa di tutti gli antifascisti e io mi pregio di farne parte e invito tutti a tesserarsi, perché talvolta anche i numeri sono importanti, credetemi. È da tempo che mi batto perché il 25 aprile possa trasformarsi in un evento artistico che si avvicini sempre di più ai fasti del 1° maggio. Non è facile, ma un giorno ci riuscirò, anzi ci riusciremo. Ma nell'attesa sono felice che molti artisti che stimo e che sento vicini ai principi e ai valori che ci interessano abbiano risposto alla chiamata senza esitazioni. Non è facile per me, non è facile. Per me che mi sono battuta coi sindacati perché il nostro lavoro non venisse svilito da vecchie e becere consuetudini culturali che spesso ci vogliono vedere solo come degli hobbisti o come dei dopolavoristi del settore e non come lavoratori. Ecco, chiedere a stupendi, straordinari e splendidi professionisti come quelli di oggi di venire ad esibirsi qui senza alcun compenso, credetemi, non è stata una leggerezza. Questo pomeriggio sarà un pomeriggio speciale perché brilleranno tante stelle e i gemmisti, che oggi chiamerò papaveri rossi, sono pronti a dare la loro testimonianza attiva nel giorno del 25 aprile. Sì, che per noi laici e partigiani è sentito almeno quanto il 25 dicembre per i cattolici. Fatevi un applauso. Sì, è così, oggi per noi è Natale, è esattamente Buon pomeriggio Cagliari! Buon pomeriggio! Scusi Presidente, mi prende così... allora io stavo a Elmas, va bene, perché sono venuta a Cagliari per decidere il candidato sindaco delle prossime elezioni. Ah, e l'ha scelto? L'ho scelto. E chi ha scelto? Sedda. Ma Alessandra? Uno o l'altro è uguale tanto. Ah, vabbè. Non ci cambia niente. Vabbè, e quindi... Insomma, stavo a Elmas. Poi, però, mi ha fermato sta ragazza, mi ha fatto vedere sta cosa sui social. Che cos'era? Che cos'era? Sta jam della Resistenza. Tiziana Bella, ma che vi siete messi in testa? Allora, è un incontro di artisti che sono venuti qui liberamente. Brava, un incontro d'autisti. No. Infatti io stavo con l'autisto, il mio autisto come tutti voi. L'autisto. Mi stava a portare Elmas. Si ferma al distributore per rifornire e c'è stava anche sta ragazza che stava rifornendo pure lei. Ne fa: Presidentessa, ci viene la jam della Resistenza? Mo già io mi dico cominciamo male con sta storia di presidentessa, che vogliamo dire al femminile parole che sono declinate al maschile. Dai. Aspetti però, cosa c'entra questo? Mi scusi, autista. Non l'autisto. No, autista è un suffisso riferito all'attività svolta, non a chi la compie, non alla persona che la compie. È come dentista, giornalista, è come fascista. Fasci che? Fascista. Che vuol dire?
Come che se non lo sa lei, mi scusi, No, guardi, a me sta cosa che voi adesso vi inventate le parole, guardi, a me chi si inventa le parole non mi piace. Ah sì, vabbè. Glielo dico, Tiziana. Sì, ma guardi, non l'ho inventata io fascista, lei la dovrebbe conoscere benissimo come parola. No, sta cosa di voi femministe, comuniste, che volete fare ste parole e poi volete cambiare i diritti, il lavoro, le cose, no, non mi va bene, io sta parola non la conosco. No, ma guardi, io la invito a documentarsi. E sa che faccio? Mi guarderò il fascicolo. Sarà il fascicolo, sì. Mi guarderò il fascicolo. Sa che faccio, Tiziana? Mi metto un fazzoletto, me lo fascio al polso. Sì, ma per ricordarmelo sì, di guardare il fascicolo. Che ridere, sì. Vabbè, ma adesso lei dice che non la conosce, dai, su, coraggio. Anzi, sa che ti dico, mi metto una bella fascia. Senta, la fascia. Lei sta facendo la spiritosa, ma noi non abbiamo molto tempo perché questa è la gem della Resistenza. Infatti ci stiamo anche un po' annoiando, sinceramente. Vabbè, no, in realtà abbiamo appena cominciato e poi le dico una cosa, qui ci sono tanti artisti che si devono esibire, c'è un parterre. Ho capito, però stringi, che vogliamo fare, Tiziana? Che oggi è una giornata antifascista. Antifascista è una parola bellissima, Non è, ma la conosce? Diciamolo che è una parola. A me sta parola, guarda, non riesco neanche come hai detto? Antifascista. No, non mi viene proprio. Ma vabbè, comunque qui dobbiamo andare avanti. No, posso dire sta parola? Vabbè, non la vuole dire. Ma perché non la vuole dire? Comunque, ascolti, l'aiuto io. Provi a dire antifascista. No, guardi, Tiziana, io sono fascio de nervi. Okay. Sono fascio de nervi adesso. Poi guardi che mi parte l'aereo adesso, Sì. Io me ne devo andare, Sì. Anche perché in Sardegna di aereo ce ne avete solo uno. Vi lascio dicendo una cosa. Sì. Mi raccomando, Tiziana cara. Non si può fare. Non si possono dire. Non faremo campagna Moacci, ma che è un comizio? No, infatti. Appunto, quindi non si fa. Vi lascio dando un suggerimento, mi raccomando tutti voi, Zedda. Ma come? Zedda. L'uno o l'altro tanto uguale. Abbiamo già vabbè, grazie, arrivederci. Buon pomeriggio Cagliari. Grazie. Scusate, io avevo chiesto all'universo che non ci fosse nessuno della politica, invece non so se è una fortuna o una sfortuna aver avuto la Meloni, ancora non lo so. Cominciamo. Questa è una jam, quindi gli artisti, non c'è una scaletta, a parte Riccardo Pittau che ha un problema e ha i musicisti che devono scappare, quindi mi ha chiesto di essere presentato per primo. Che cosa faremo? Faremo musica, racconteremo storie, aneddoti, canteremo, suoneremo, ci divertiamo nello spirito di una jam inventata all'ultimo momento. Ci siamo? Ci siete? Antifascisti per sempre, grazie. Allora, chiamo sul palco Riccardo Pittau. Dov'è? Era qui un minuto fa, eccolo qua. Splendido, musicista, jazzista, chi più ne ha più ne metta, ma oggi che cosa ci canti? Perché canterai? Allora sì, oggi non suono perché siccome l'estate scorsa ho fatto un concerto di 50 ore, ho 5 minuti di tempo, manco lo riscaldo lo strumento. Allora vi porto una composizione che è tipica della tradizione della poesia estemporanea campidanese, un mutetto, con cui normalmente si fanno gare che durano dalle 2 ore e mezza in poi, ma non vi preoccupate, io ve ne faccio solo uno di circostanza. Ecco, grazie al mio socio Paolo Pilleri che mi accompagna come grazie basso. Grazie Paolo, e poi chi hai con te? E che siccome non posso cantare alla sfera e basta, mi serve l'asta, già inizio a fare rime senza avere manco iniziato. Senti, me lo sistemo. Visto che vi state sistemando, raccontami che cos'è il 25 aprile per te. Il 25 aprile è la giornata degli elettrotecnici perché si festeggia la Resistenza. Va bene, grazie Riccardo, non fa niente, non ti do più il microfono, da questo momento grazie, ecco, adesso ve lo passo.
Siete pronti? Lo posso dire anche allora? Ecco qua. No, vabbè, basta. Sì. Aspetta che trovo andata. Ha detto. No, Gina. Ci siamo? No. Ha detto Riccardo, aspetta che entro Beddara, credo che significhi una cosa tipo, cioè, lo sapete cosa? Ok. Allora. È così. Ci siamo? Ho l'onore di presentarvi intanto Paolo Pilleri, un basso professionista che da 30 anni che calca tutti i palchi delle gare in Campidano e ha accompagnato tutti i più grandi poeti, non gente come me, gente seria, quindi fategli un applauso. Tonino Leoni, allievo del grande suonatore di Leonidas di Unigi Burranca, fondatore dell'associazione Sons de Ganna, che da una vita si occupa di tramandare le tradizioni sarde, però quelle vere e autentiche, non il folklore. Quindi un applauso anche a lui, per favore. Che oggi gentilmente si è prestato in veste di contra. Il basso e contra sono uno strumento a voce, però è come se fosse uno strumento a corda, va accordato. Quindi adesso lo accordiamo e facciamo una prova anche. Imler du bonia da coi in concentramento a sebreu con gebel seis canis manusu dus un forranta che a coccoisi ma si vianta vostos auabati da Russia vos retirai e s'armada de rubia vesti a Berlino fadia da prodo Himmler du bonia da Himmler du bonia da coi summo du bonorais erois de Adiseu esta combati ais tirannus de oi in concentramentus hebreu in concentramentus hebreu esta combati de oi is tirannus sum modo de honorais erois de Adiseu cum gebel seis canis manus cum gebel seis canis manus sum modo honorai de Adiseu is erois esta combati de oi is tirannus dus un forranta che a coccois dus un forranta che a coccois is tirannus di oi esta combati sum modo bonorai de Adiseu is erois ma si fianta vostus auabati ma si fianta vostus auabatis erois de Adiseu sum modo bonorai is tirannus de oi esta combati da Russia vos retirai da
Russia vosa rattira isti dannus de oia combatti esti is erois de Ariseus un modo bono dai es armada per rubia Es armada de rubia vestis, erois de Ariseu, ponorais un modo, isti dannus de oia combatti esti a Berlino, faria da prodo. A Berlino fadia da prodo esta combattisti dannus de oi is erois de Ariseu bono dai su modo bono dai is erois de Ariseu. Grazie. Grazie veramente per questo bellissimo regalo. Grazie. E qui ci sono delle grandi sorprese. Non pensavo che fossi anche un cantante, Riccardo. Hai visto? Allora, qui io direi di chiamare, io chiamo tipo a scuola. Vi piace? Me lo sono pensata adesso, tipo a scuola, per farvi venire. Vi piace questa cosa? No, tu sei pronta, vieni a salutare, dai. Con questo. Allora, amici, grazie. Tizi, ma cosa hai fatto? Un'altra volta. È così. Ce l'hai fatta, l'anno prossimo sarà peggio. Molto peggio. Cosa dire, sono molto felice, sono contenta anche della tua partecipazione, sentitissima devo dire. Ti ringrazio cara Tiziana, ti ringrazio, è stato più forte di me, quando ho l'occasione corro subito a fare quella parte. No, grazie anche per la Meloni, penso che sia stato abbastanza apprezzato, cosa dici? Tiziana, cosa vuoi dire di più su questa straordinaria giornata? Voglio sapere che cos'è per te il 25 aprile, che cos'è per te la liberazione, e vale tutto, come ho scritto, che cos'è la liberazione. Poi io voglio dirti solo una cosa. Sentiamo, ho paura. I partigiani hanno combattuto perché noi non avessimo più bisogno di avere coraggio. Dai, mi vuoi far piangere? Eppure oggi dobbiamo ancora avere coraggio. Ma loro hanno combattuto perché non ci fosse più bisogno di avere quel coraggio. E allora ti dico, amica mia, che si comincia a combattere proprio da qui. Va bene? Ci stiamo. È già una bella dichiarazione di, come si può dire, di guerra a tutto quello che sono questi tempi bui, a questo oscurantismo che stiamo vivendo, e chi più ne ha più ne metta. Adesso basta parole. Bando alle ciance, bando alle chance. Chiamo Renzo Cugi! Come vedete c'è proprio tifo da stadio. Saluto Gianna Lai che è lì in fondo, un'altra compagna. Questa festa è anche per te. E in più c'è Luisa che si è preoccupata e ha detto ma io ho detto una cosa, mi sono dimenticata di una cosa importante, vieni qua. Sì. Grazie. Per me è stata una cosa bellissima sapere che avete voluto donare al 25 aprile la vostra creatività, la vostra arte e anche la vostra solidarietà, quindi grazie. Basta? Grazie! Basta, vai! Quanto vuoi parlare? Allora, ci siamo. Allora, Renzo Cugis, vieni qua. Allora, splendido professionista. È vero? Ci sei? Ce l'hai il microfono? No, lo sono io, Stai già facendo tanto? Sì, sono Ok, allora, ce l'hai il microfono? Non lo so, sì, ce l'ho. Allora,
splendido professionista, insomma. cantante, frontman del gruppo L'Armeria dei Briganti. Un applauso! Non solo, scrittore, attore anche al cinema. In Limba Mission è Steven Kugis. Qualcuno l'ha... Steven, attenzione a non dire Steven, perché minchia su merda. Perché a capoterra c'è l'SH su scooter, Esatto. sa storia. Una bestia. Una bestia, non una bestia. Si narra scooter. Scooter, no, scooter. Vabbè. Ma soprattutto per me... Dai, là c'è Monica, c'è mia moglie. No, calmati. Già non le ho detto di Fabio Marcello. No, guarda, non farti illusioni. Detto questo, io... Non è che tu però fatti le illusioni. Non so manco debole assali. esatto, è un artista favoloso. A me non piacciono questi... Stai zitto! Artista favoloso, un attore, un musicista, ma secondo me anche un poeta. Certo. Perché? Adesso la vedi la poesia. Perché lui scrive delle filastrocche bellissime, soprattutto in sardo. Esatto. Però ha anche un programma alla televisione, un divo della TV. Proprio dai. che molto, direbbe Filippo. Allora, cosa ci presenti oggi? Allora, Tiziana mi ha convocato perché Tiziana non invita, Tiziana ti obbliga. Non è che dice sei libero, dice allora alle 25. Pensate che per liberarmi di Tiziana chiedo a Michela aiuto e non mi aiuta, infatti no, devi venire. Quindi mi è toccato venire a Marolla. Però Tiziana mi ha detto puoi scrivere una cosa sul 25 aprile, una cosa intelligente, però che famo intelligenti no bene no. E poi c'era altra gente, per cui ho pensato di fare una cosa defaticante, diciamo così, molto... farò una... Scusa, volevo dirti una cosa tecnica, devi parlare verso... Sì. È che a me non piacciono... Dice che sono odiosi le aste così, vero? Perché non ti permetto di avvicinarti, no? E allora sei costretto a tumbare... Vabbè, quindi... Allora, io porterò una canzone che non è proprio mia. Che non è proprio... Tu in che senso? Nel senso che è una cover riadattata. No, allora si chiama Centone. Ah, Centone? Sì, Lo scopro ora. allora in italiano si chiama Centone. Che cosa vuoi? Uso questo, non mi piace quest'altro. Dai, continua a parlare, dai, tanto... Che disastro, va bene, allora... Che cos'è per te il 25 aprile? Che cos'è per te il giorno della liberazione? Allora, il giorno della liberazione... No, però io ho cambiato l'asse, non il microfono, Ancora! È contro le leggi della fisica, Dicevamo, oggi per me è un giorno molto importante perché ho appena scoperto, grazie ad Antonella Puglio, che domani non c'è scuola e quindi non devo fare lezione di sardo e sono libero. Libero. Quindi questa è la giornata della liberazione dalla lezione di domani. Vabbè. Dai, fammi fare questa canzone che sennò poi mi perdo tutta la poesia. Ok. Che voglio liberarmi. Renzo Kugis. Grazie. Allora io sono specializzato in canzoni sulla cacca, però stasera ve la risparmierò. Mi chiamano quello della cacca perché sia per i bambini che per gli adulti è un argomento che mi piace trattare molto spesso. Però questo pomeriggio ho portato una cover. In realtà non è proprio una cover, cioè la canzone esiste, è molto bella, io l'ho riscritta in sardo adattandola. È la canzone di Daniele Silvestri. Qualcuno, i pochi che vengono a vedere i tour dell'Armeria dei Briganti l'hanno sentita, pochissimi, nessuno. E questa canzone, l'originale si intitola Testardo, è una canzone che Daniele Silvestri fa, è un po' in romanesco, no? È molto bella, molto bella. Quando la fa il pubblico si ammacchia, la cantano tutti, perché la canzone parla di due che si lasciano e poi lui la manda a quel paese, come è giusto che sia, cioè quando ci si lascia, parolacce, però in Mao Cacararasa, la cosa più importante è sempre quella, poi ci si può serenamente mandare a quel paese. Allora, questa è una rivisitazione in sardo. Allora, la canzone di Daniele Silvestri a un certo punto dice però se ancora mo mi piaci, la colpa è dei tuoi baci che m'hanno preso l'anima degli mortacci. E il pubblico lo canta proprio con un coro straordinario, no? Nella mia versione in sardo era difficile tradurre gli mortacci tua, perché noi in Sardegna per insultare qualcuno non gli cerchiamo i morti. Noi
Ricerchiamo i vivi, anzi, ricerchiamo quella persona che ci ha dato la vita, proprio. Ma non quella persona in generale, proprio andiamo a cercare quel punto preciso, Sammizza, diciamo, c'è la fonte, eccetera, no? E qua subentra una botta di culo enorme, perché delimortaci tua alle stesse sillabe di quell'altra parolaccia che finisce sempre in tua, che io non dirò. Non dirò perché sono una persona educata a differenza vostra, però quando faccio proprio il gesto da stadio così, pensate che questa canzone, grazie a amici comuni con Ilaria e Emanuele Contis, è stata inviata a Daniele Silvestri. Oh, e io ho visto il video di Daniele Silvestri che la guardava. Provate a pensare all'emozione enorme che ho avuto quando non mi manco cagao, non mi ha mandato un cazzo di messaggio, un grazie, niente, secondo me gli ha dato che fastidio. Comunque la canzone è così. Chiedo scusa per il sardo, per gente tipo Rossella Fatti non lo capirà. È la quarta volta che stai passando. Allora, in questa versione testardo si intitola, il titolo è Corriazzo. Ma non è che per rimproverare il giusto stava presa la questione. Canta! Deus eu corriazzo, su chi mi penso, fazzi a me a torraia, non mi sapiti mai, e chi tu fazzo balla, e scettivo impunnare. Se io tu sturruru e non mi frimma nulla, e andai innanti sì, a facci manna con su basso mio, e mi indisbatto, chi lo battricario. Se io decozzina e parlo muto e sutro, ma quando da ascolto vai tranquilla che io già ti intendo, e so chi nasa che anche notte mi ti sento. No, se io dechiscio, su chi mi buffupiscio, su chi mi buffupiscio l'ho scritta io per me. Cioè ci tengo a dire, per carità, bravo Daniele Silvestri, tutto su chiusi, però su chi mi buffupiscio, cioè, capite? Un po' come gli inglesi, no, la birra non si compra, si noleggia. L'ho inventata io, No, se io dechiscio, su chi mi buffupiscio, e questo è po' di naiga entra in medio, no, ma quanto nuda, manca in balli una scibuda. Se io de cimento grasso, con ciarroni e ferro, mai tu ti sei sconcordata con Matteo, con mazzo e con scraffetto, ci stiamo preparando, però da tu di mio e l'assai, devo ridurre puna, già ma sa perdonare. Non so di lusso, ma non di sangue, se tu che mi stranao, caso prezioso che cannacca e oro, eia, uno cazzo, cannacca desattizzo. E so barroso, e non ci pongo nulla, mi vuoi di chi c'è tendi a me, mi punta tanta guattedo. Oh, so barroso, ma mica so con che tu. E se un de arena, ma tu mi scidi in acqua, tipo arena, canto a pusci più ca, di sei sicuro che in vita, e bessi che sei corrotto. Però, da tu che mio e la sai, e ho ridute, già ma sa perdonare. La cosa assurda è che non voleva neanche venire. Grazie Renzo. Grazie Renzo, un applauso ancora. Oh, io dico che questa cosa di chiamare gli artisti come a scuola mi piace molto. Chiamo Angelo Troffa e Valentina Fadda, Battisfera! Veloci? Vabbè, ma non eravamo pronti! Avevi detto 12esimi! Avevi detto 12esimi! Ma perché abbiamo difficoltà nella matematica? Ma
È 3 questo. Ok. Questo è un microfono. Maestro, ok, no. Sarete più o meno a fine serata, non mi sento. Sarete più o meno a fine serata. Allora, voi fatemi mettere qui, ecco. Allora, Angelo Troffa e Valentina Fadda. Eccoci. Due attori incredibili, due registi Non ci anche credono neanche loro. della loro compagnia Batisfera. È vero. Che cosa avete, cosa bolle in pentola? Angelo? Beh, spezzatino per domani a pranzo per tutti. Ottimo. E che cos'è per voi la resistenza? Guarda, io ti posso raccontare un aneddoto personale, perché arrivava il 25 aprile e mio padre mi intimava di andare alla manifestazione. E io dicevo, ma certo che vado, no? Ci mancherebbe. E lui diceva, no, ti voglio vedere quando parte, durante e all'arrivo, perché le apparizioni le lasciamo alla Madonna, che non esiste. Di che estrazione era la tua famiglia, Valentina? E invece per te? Per me il 25 aprile è giusto ricordarci delle cose importanti, ma è anche una festa, perché essere liberi vuol dire anche essere allegri e festeggiare. La tristezza la lasciamo, possiamo lasciarla anche ad altri. Anche voi avete sentito libri? Sì, sono liberi. Il 25 aprile è anche dire parole a caso come In quelle che libertà, uscivano. in libertà. Esatto, è quello. Però oggi che cosa ci proponete? Sorpresa? Ma chi lo sa? Sorpresa? Lo stiamo per scoprire anche Va noi. bene, allora Batisfera, vai! Grazie. Però invertiamoci. No, vabbè, va bene, ce la faccio. Non ero abituato. Va bene, grazie. Buon 25 aprile a tutti. Sì, buona festa della liberazione, ci fa molto piacere essere qui con voi. Certo, per noi di Batisfera, ma credo per tutti quanti noi, è importante ricordarci il 25 aprile che ci sono state delle persone, dei ragazzi, perché erano molti di loro giovanissimi, che hanno combattuto affinché noi adesso possiamo dire concretamente che l'Italia è antifascista. Sì, è anche bello essere qua insieme, spinti da un ideale comune, e questo ci dà molta forza. Però Però, il 25 aprile è anche un momento di riflessione, perché dobbiamo essere sicuri che alcune cose non torneranno. sì, è un momento di riflessione anche riguardo le nostre intolleranze, perché poi ognuno di noi ha qualche intolleranza e si parte da piccole intolleranze e si arriva a intolleranze enormi. Assolutamente, anche noi che siamo, anche voi che siete, sembra delle persone civili, no? Che siete qua a festeggiare il 25 aprile, tutti quanti crediamo nella libertà, anche voi, cari signori, ogni tanto vi trasformate in dei mostri intolleranti, difensori della tradizione. La tradizione, no? La tradizione, questo macigno, no? Che pesa un po', cioè si fa così, si è sempre fatto così, una sorta di spartiacque tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E mi viene in mente, se penso alla tradizione, mi viene anche in mente la tradizione culinaria. Certo. Cioè la tradizione Noi sulla- italiani abbiamo una grande Tradizione. noi italiani mangiamo bene. Se mangiamo bene, e su questo non si scherza. Per esempio, Angelo. Allora, io l'altro giorno ho fatto la pasta al pesto. Ovviamente ho fatto trofie, perché se uno la pasta al pesto, Cos'altro come fai? si fa? Si fa così, cioè se vai in Liguria o trofie o linguine, non è che inventi quello che ti pare. Ho preso il pesto, il basilico fresco, i pinoli, l'olio buono, Buonissimo, dalla campagna, della tradizione. Ma l'hai pestato? A mano l'ho pestato, certo. perché come lo dobbiamo pestare? Però purtroppo mi è venuto un po' granuloso. Che hai fatto? E allora ho pensato, vabbè, ci metto 2 dita di panna. No, questo no. No, la panna nel pesto, no, ma tu sei mai andato in Liguria? Ma mi Ci sembra. sei andato in Liguria? Ci sei andato, non lo so, a Genova? Mi pare. E allora non lo dovevi fare! No. Cioè tua nonna l'avrebbe fatto? Non lo so. Non l'avrebbe fatto tua nonna! È morta mia nonna! Per fortuna è Per morta! fortuna, Non ho dovuto nonna. vedere questa Allora le nonne andavano lì a lavare i piani al fiume, anche i piani probabilmente, i panni al fiume, e stavano lì a pensare, adesso torno a casa e faccio il pesto. Mica pensavano ci metto la panna, no, le nonne non lo pensavano, no, il pesto con la panna, no! Oppure, per esempio, Io
l'altro giorno avevo degli amici a cena e ho tipo un po' una cricca international. Brava, bello. E quindi ci sono insomma degli amici che vengono un po' da diverse parti del mondo. Bello, brava. E ho detto, beh, che gli faccio? E cosa gli fai? E cosa gli fai? Cosa? Impastato e ho fatto la pizza. Ma certo, in Italia noi siamo la pizza, brava! Certo, cioè in Italia fai la pizza. Certo, ho fatto brava. diverse teglie, diverse, Brava. tantissime, eravamo tanti. Poi però mi sono detta, vabbè, una teglia la faccio un po' perché mi piacciono i sapori a contrasto, un po' perché comunque volevo fare qualcosa di un pochino spinto. Mi sto no? sentendo male. No, volevo fare una cosa un po' spinta anche per, come dire, venire incontro anche ai gusti dei miei ospiti. E quindi ho tagliato a fettine sottili l'ananas. No! No! Come no? No! No, perché? No, è un abominio! Non è nella nostra tradizione! Come ti sei permessa, immonda? Noi italiani, la nostra identità della patria è la pizza senza ananas! Ce l'abbiamo nella bandiera il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella, il verde del basilico, ma poi se vai all'estero e ci metti il basilico nel couscous loro non te lo fanno fare, invece noi così a svendere la nostra identità di italiani. E poi se ti avessi messo un bambino mangiare pizza all'ananas, come sarebbe cresciuto? Ma dici che è un brutto esempio? Sarebbe deviato. Accidenti. Oppure, per esempio, io l'altro giorno, lo sapete, no? Era il Carbonara Day. Io adoro dico, la carbonara. Giorno della carbonara, perché sto day non mi piace. Ho fatto la carbonara. Bravo, come noi italiani, cosa come l'hai fatta? Beh, ho fatto i bucatini innanzitutto. Giusto? Poi ho avuto un problema, non c'era il guanciale. Vabbè, avrei messo la pancetta. Non avevo neanche pancetta. Vabbè, insomma, a mali estremi magari metti il bacon. C'era neanche Neanche il bacon, cioè il prosciutto. Avevo il tofu. Ma è venuta una carbonara vegetariana buona! No! A parte questa cosa di vegetariani, di vegani, cioè, allora io ho tanti amici vegetariani e vegani, però abbiamo risolto il nostro rapporto non incontrandoci a pranzo e a cena, anche perché io mica mi posso piegare alle loro esigenze, cioè mica posso piegare la tradizione alle loro esigenze. Tu dovevi andare a cacciare un maiale, Io a caccia? certo, tagliarlo e E metterlo come lo nella- faccio il bagnale? Ma in campagna lo cacci coi denti, lo afferri coi denti, perché l'uomo da che mondo è mondo caccia, capito? A noi donne ci piace l'uomo che caccia, sì, cioè a noi ci piacciono, sì, i muscoli, non i muscoli della palestra, Bambi, no? Cioè a noi ci piacciono i muscoli della caccia e tu dovevi cacciare, ma quelli del Carbonara Day hanno saputo cosa hai fatto? Credo di no. E certo che no, perché altrimenti ti avrebbero fucilato! Ovviamente si scherza, Scherza. È solo roba da mangiare, no, assolutamente, queste sono piccole intolleranze, però bisogna stare attenti. Dalle piccole intolleranze si può passare alla volta. a grandi intolleranze e alla fine finisci a dire frasi tipo... Allora io ho tanti amici gay, ma il Pride, dai, che pagliacciata! O comunque, cioè, quando c'era lui, le porte di casa si potevano lasciare aperte, E comunque ha fatto tante cose belle. Sì. Tipo... Tipo Carbonia? Grazie. Ciao. Grazie Battistero. Vi trovate a teatro, dai a me. Grazie veramente. Ci sono Antonio? Sì, ci sono. Oh, siamo belli caldi, abbiamo sorriso, adesso si preparino Andrea Piraz e Luvi, perché nel frattempo io mi faccio una chiacchierata con un mio amico, perché dietro a tutti noi artisti ci sono sempre delle figure inquietanti a tratti, ma anche molto importanti.
E la cosa più bella è se queste figure inquietanti poi sono anche amici e diventano amici. Che ne pensi, Filippo? Chiamo sul palco il terzo, il quarto dei gemmisti, Tore Kubedu. Com'è? Che canzone aspetta, che adesso ti accendono. Lo accendi? È acceso? Allora, già, mettiamoci un po' più in qua. Buonasera. Così lasciamo lo spazio. C'è a Rogalla, canto sei bello. Allora. Non ho resistito al richiamo nudo di Paola Masa. Allora, che cos'è per te il 25 aprile e che cos'è la Resistenza? E anche la festa della liberazione, tutti insieme. Poi pensate tu sto mangiando. Sì, lo stavo pensando questo mattino. Quando a Pintendiu possate vinti che importa su delle giornate nande che sa festa di sa libertà. Quando ho sentito per la 25esima volta al telegiornale che era la festa della libertà. Esatto. Poi a Savini, su che io intendo in questa dia sa migliorta, sa che non è sa festa sa liberazione. Ma è sua festa. Perché quello che abbiamo sentito sino ad oggi 1000 volte è che non è la festa della liberazione, ma non sa festa della libertà che le si siede. La festa delle libertà, così Generico. In generale. Ti è piaciuta la traduzione? Sì. No, adesso, a parte gli scherzi, stanno continuando a provare a piegare questa festa a un significato generico. Stare qui oggi, intanto è scommesso di Natale. Posso fare un esempio? Sì, sì. Cioè, per noi è come Natale, l'abbiamo detto. è scommesso Natale, ma Natale però, attenzione, è una cosa che se tu credi in Deus e sa di Natale, non è una festa che le si siede, è una festa che nasce Gesù Cristo. È la festa se no da dove è fine nato Gesù Cristo. Se no da fine usa tipo Coca-Cola, che scusa che capitano con questa festa di liberazione. Cioè che tanto questa è una festa che le si siede e arriva poco Natale. No! Avete capito? No, grazie. No! È nasce Gesù Cristo, è differente, giusto? Quindi questa non è una festa che le si sia libertà. Questa è una festa che si è stato liberato dal nazifascismo, poi decliniamola, una cosetta, è una cosa poco differente, per cui oggi forse dovremmo ripensarla alla luce delle nuove libertà impellenti, però questo che spero che avarre adesso che si ammette su sempre devo andare arriba a questa via, poi quello che avverrà sarà lotta nostra, saremo noi partigiani di domani, forse. Adesso io dovrei tradurre in sardo. No, la sa perdere. Come la sa perdere? Tu devi promuovere la mia trasmissione in sardo. Guardate lì Mamiscia, una bellissima trasmissione in sardo con Tiziana Tria, Michela Sale, Musio e queste. Qui in giro, le lucide e tanti artisti. E tanti artisti che sono qui presenti tra l'altro. Sì, purtroppo per loro, quello delle pecore lì. E c'è anche Gesù Cristo mio lì in fondo. Gesù. Comunque grazie per essere venuto a salutarci. C'è l'unico no artista che viene a fare da San Ramanzia. Non è vero che non è un artista. Non è vero. Su brevi, è arrivato il momento del parroco. Grazie. No, più che altro perché lui adesso lui è qua, ma io lo ringrazio per una cosa. Tore Kubedu mi dice sempre sì, io gli dico c'è l'incendio a Montiferru, sono a Roma, torno, dobbiamo fare una trasmissione, chiamiamo tutti gli artisti, non ci sono soldi, la facciamo. C'è l'anno scorso, testimoni qui Luisa Sasso e Simona Falzecco che è qui, voglio fare il 25 aprile in piazza del Carmine, tipo 1° maggio, ok? Ci organizziamo, facciamo tutto, però prima cosa devo chiamare Tore Kubedu. E lui cosa risponde? Sì, facciamolo. Ogni cosa, gli dico, la Rai mi ha chiamato per fare una trasmissione in sardo, io senza di te non la posso fare.
perché non ho tutte le competenze. E lui mi dice sempre sì, facciamolo. Ecco, chi è Ettore Pubetti. Ed è così anche per moltissimi artisti che sono qui presenti, che lavorano con lui, sì o no? No. Allora, ho chiamato all'interrogazione due splendidi professionisti, Andrea Piraz, produttore, musicista, chi più ne ha più ne metta, e Luvi, che è veramente, io direi che non è una promessa, perché Luvi è una mantenuta, va bene, ci piace questa cosa, una promessa mantenuta. Sì, spero rimanga mantenuta, tra l'altro. Allora, cos'è per voi la Resistenza? Andrea, che cos'è per voi il 25 aprile, la giornata della liberazione? Ma io prima, innanzitutto buonasera a tutti, ciao. Ne stavo parlando prima, per me la Resistenza al giorno d'oggi, chiaramente la parola etimologicamente è cambiata, perché nel tempo fortunatamente noi oggi non abbiamo bisogno di combattere come si combatteva un tempo, ma abbiamo altre armi. Fra un po'. Ma ogni tanto però ci vuole anche. Abbiamo altre armi per combattere, solo che le cose per cui combattiamo oggi sono diventate proprio a livello socioculturale opprimenti, e io ne faccio parte di una buona fetta. Perché? Perché mi sono resa conto che al giorno d'oggi i giovani che protestano per qualcosa che è giusto sono visti come una minaccia, non come qualcosa di bello. Dire che un giovane protesta per avere la pace, per avere l'uguaglianza, per abolire la guerra, l'oppressione, non è la stessa cosa. Vengono manganellati, vengono picchiati, non viene vista come un atto di coraggio per cambiare il mondo, viene visto come una minaccia. Ma se questo viene visto come una minaccia, io voglio far parte di questa minaccia e voglio continuare a combattere per la mia libertà, per poter garantire poi a chi verrà dopo di me sempre più libertà. Quindi questo per me. Grazie. Andrea. Ciao a tutti. Allora, io ricordo, non so se ricordate il film di Benigni, quello insomma dove c'era il bambino con... La vita è bella. La vita è bella. Sì, no, non è il titolo, però volevo ricordare proprio l'immagine di quando arrivava il carro che liberava il bambino, aveva quel sorriso. Ecco, per me il 25 aprile è il sorriso di quel bambino, cioè una persona che capisce che esiste un'alternativa. Questo per me è il 25 aprile. Grazie. Allora, loro lavorano insieme, perché Andrea Piraz è un produttore, produce molti giovani e lavora con nomi di calibro nazionale e internazionale, e Luvi lavora con lui da quanti anni? 2 anni. 3. Uno di scrittura privata. Uno di scrittura privata. E oggi ci portate che cosa? Portiamo 3 brani brevi. Sì. Uno non lo dico. Il primo si chiama Olivia. L'ho portato perché per me è il mio simbolo della libertà. È una canzone che parla dell'ancora di salvezza che molte volte noi cerchiamo negli altri, la nostra libertà, il nostro sentirci bene. E poi dopo tanta riflessione ho capito che in realtà la nostra ancora di salvezza cioè, in generale siamo noi stessi, per noi stessi. Altro che se lo è, altro che. Allora, Andrea Piraz e Luvi. Oh, Luvi. Forse non mi hanno mai insegnato a camminare, in bilico da sola sopra il filo di un rasoio, mi do la colpa, soffro di vertigini, nel petto c'è voragini, ma te lo immagini che sono in stazione e non ho preso il treno, ma gli altri mento e dico che l'ho perso. Sono testate troppo contenti una le volte, sono testate e troppo contenti solo a volte, giro senza maglietta e lamento del freddo, non quello che c'è fuori, ma quello che ho dentro, e divento
divento rubiscente ogni volta che mento, quindi non mi guardare se mi leggi dentro. Olivia, Olivia, sto male, sembra mi abbia preso a botte, ma dove sei fuori tutta la notte, ti aspettavo col sorgere del sole. Olivia, Olivia, mi servono le tue dolci parole, qui dentro le ore passano da solo, 5 lune tutte storte ma se stassi tu. Ci penso tante volte, sai, vorrei abitare in uno di quei quadri che più li guardi più ti incanti e pensi di esserla davvero. Mi manca il respiro ormai quando vedo che tutto è storto, il cuore nel suo lato opposto, ma non ci sei, io non mi basta. Sono sempre stata dove mi hai lasciata, come un ricordo nell'anda sbagliata, come lo sguardo di chi va di fretta e non aspetta, senti aspetta. Gira senza maglietta, il lamento del freddo, non quello che c'è fuori, ma quello che ho dentro, e diventa rubiscente ogni volta che mento, quindi non mi guardare se mi leggi dentro. Olivia, Olivia, sto male, sembra mi abbia preso a botte, ma dove sei fuori tutta la notte, ti aspettavo col sorgere del sole. Olivia, Olivia, mi servono le tue dolci parole, qui dentro le ore passano da solo, 5 lune tutte storte ma se stassi tu. Grazie. Questa canzone invece si chiama Cuore Cadillac ed è una canzone che parla del nostro cuore, a dire la verità. La Cadillac è la macchina più figa che esistesse negli anni 80. Non che io ci fossi, proprio. Però, voi sì, quindi lo sapete. E per me avere un cuore come una Cadillac vuol dire avere un cuore grande, un cuore che riesce ad ospitare le emozioni, le sensazioni e anche il dolore. Ti ricordi le promesse e i sogni sotto quel cielo argento che abbiamo urlato a squarciagola contro vento, sperando poi che un giorno ci tornassero indietro. Ti ricordi quei cassetti sporchi che tu ripulivi dei miei brutti ricordi, storti quadri delle mie pareti che hai dipinto tu. Se fossi pioggia sarei lacrime scelte da te, se fossi un libro sarei pagine scritte da te. Il mio cuore è una Cadillac, 100 all'ora nel tempo, ma te lo prometto, ti porterò in America, io te vento nel vento, ma te lo prometto, prometto. Balliamo sul tetto, andiamo a un concerto, certo non è mai certo, abbraccio la notte perché ho paura di non arrivare in tempo adesso. Piove a gocce in cielo argento e tu sorridi ancora come facevi un tempo. Se fossi pioggia sarei un temporale, i suoi tuchi dorati che brillano, e se fossi un libro sarei pagine scritte da te. Il mio cuore è una Cadillac, 100 all'ora nel tempo, ma te lo prometto, ti porterò in America, io te vento nel vento, ma te lo prometto, 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 di non parlarti mai più a metà. La colpa è mia se non sono riuscita a dirti che mi hai dato tanto, ma sento un vuoto dentro, io non te
allora in tempo, ma te lo prometto, ti porterò in America. Io te vento nel vento, ma te lo prometto, prometto, prometto. E questa è una canzone. Grazie, io mi imbarazo, poi quando mi imbarazzo mi esce questa voce mizzica. Adesso è un casino. Questa è una canzone che invece niente. La cantiamo e basta. E vi invito a cantarla con me, se volete. Tanto la conoscete tutti. Tra l'altro mi hanno anche scritto che sono una zecca quando ho pubblicato il video. E non sono una zecca, io sono una giraffa. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno ti diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Sempre liberi, per sempre liberi. Grazie. Luvi? Sì, grazie. Grazie, grazie. Quanti anni ha Luvi? Dammi non ti... Ah, chi dice 30 fuori dall'ex ma subito. Quindi? Ma Buca Rosa, chi l'ha detto? Chi l'ha detto? 22? Ti porto all'altare. Diretta. Diretta. Si accettano scommesse. Dai, quanti anni ha Luvi? Ma chi l'ha detto? Dai, ne ho 26. Oh, grazie, un applauso. Grazie Andrea, Pirat. Grazie a tutti. Musicista splendido, e a questa meraviglia che è Luvi. Allora, vediamo un po' chi possiamo chiamare. Allora, fammi vedere. Nel frattempo si prepari Francesca Corrias con la sua band, e io chiamo ad allietarci e anche a raccontarci che cosa succederà con il Pride, e per il Pride quest'anno, che si prospetta bello caldo, Carlo Cozza. Dove sei, Carlo? Ti conveniva, Grazie per essere qui. Allora, guarda, ti do questo. Olè, ce l'hai. Eccomi, buonasera. Allora. Grazie, grazie. Io non sono un artista. Non sei un artista, ma
lavori anche con gli artisti, soprattutto per il Pride. Sì, tu sei nel consiglio direttivo, nella dirigenza, diciamo, dell'associazione ARC, che è quella che si fa carico, diciamolo, insieme anche ad altri. Sì, conoscete forse l'associazione ARC che lotta per i diritti LGBTQIA+, d'ora in avanti ARC, basta, chi più ne ha più ne metta. E anche quest'anno faremo il Sardegna Pride insieme con tante altre associazioni, lo faremo il 29 giugno, sarà anticipato da un piccolo villaggio che noi chiamiamo Pride Park, gli ultimi 3 giorni, 27 e 29, al Parco della Musica, e faremo il corteo in pieno centro e lo sapete, ci sentirete, ci vedrete, seguiteci sui social, bla bla bla. Raccontaci. Perché sono qua? Perché è una cosa importante per questa città, perché abbiamo sofferto anche negli ultimi anni, o no? Sì, abbiamo sofferto. Allora, per gli ultimi cosa intendi? Quelli prima del 45, il motivo per cui. Allora, abbiamo sofferto tanto nel tempo e nello spazio, nel senso che abbiamo sofferto storicamente in Europa ed è il motivo per cui ci piace ricordare la liberazione e la resistenza, perché spesso dico, ma perché questi gay sono infilati dappertutto? Cosa c'entrano con la resistenza? Basta con questi gay che sono ovunque, noi, no? In certi periodi storici e ancora adesso in certe parti del mondo siamo discriminati, siamo distrutti, siamo eliminati perché i fascismi non tollerano le differenze. Il pensiero libero fa paura, il pensiero LGBT, queer, eccetera, fa paura e quindi veniamo spesso disintegrati e quindi ricordiamo che non vogliamo esserlo e lavoriamo per altro futuro. Che quando comincia, cosa c'è in programma, siete in fermento, raccontaci qualcosa. Allora noi facciamo adesso in questo periodo come si intitola la versione di quest'anno, perché è un titolo bellissimo. Allora noi facciamo il Pride che è a giugno, prima facciamo 40 giorni di iniziative che si chiamano Queeresima. Queer è la parola generale, 40 giorni della giornata mondiale contro l'omofobia fino alla giornata del Pride. Ogni anno scegliamo un tema e quest'anno abbiamo pensato alla deumanizzazione, è una parola difficilissima, però abbiamo pensato a cosa succede durante il fascismo, cosa fanno le dittature quando vogliono discriminare e annientare le differenze, le rendono a oggetto, le rendono a bestia, e per bestia non intendo l'animale felice, intendo la bestia, quella che veniva usata appunto per portare le persone ad essere il nulla. Se ci pensiamo, facciamo un esempio banalissimo, se io dico prendere a calci, lo dico apposta, un negro, lo dico apposta, ha un significato. Se dico prendere a calci il padre di Carlo e Tiziana, ha un altro significato. Portare le persone ad oggetto, farle diventare delle bestie, aiuta i fascismi e la discriminazione, scusate, i fascismi e i totalitarismi a discriminare. È più facile discriminare un oggetto piuttosto che una persona. Questo è un meccanismo che esiste ancora oggi. Quando parliamo della discriminazione delle coppie LGBT con i figli eccetera, l'utero in affitto non esiste. Lo usano apposta per portare le mamme, che in realtà sono mamme arcobaleno, ad essere degli oggetti, i bambini oggetto. Noi cerchiamo di fare l'umanizzazione, contrastiamo la deumanizzazione. Anche perché grazie! Grazie. Perché le parole sono importanti. Quanto è vero, la parola crea il pensiero e la consuetudine, siamo tutti d'accordo. Quindi è giusto il lavoro che fate. Chi sono gli artisti? Hai già convocato qualcuno? Hai già qualche conferma? No. Come no? Allora, qualche conferma la stiamo cominciando ad avere. Ricordiamoci che parliamo a giugno, per noi che facciamo volontariato giugno è una vita in più, perché ovviamente lavoriamo nel tempo che ci resta. Però ne approfitto perché chiunque vuole dare una mano lo può fare, può contattarci e noi stiamo costruendo la scaletta degli eventi che collaboreranno. Posso dire una cosa? Puoi dire tutto quello che vuoi. No, perché sto parlando troppo e questo per me, io mi prendo troppo spazio forse, però ci tengo molto. Questa idea che avete avuto non è una cosa detta così per dire adesso, è un'idea che mi piace moltissimo, ma sapete perché? Perché mettere insieme tante artiste e artisti e persone intorno a un'idea fa rete. La rete è quella che spaventa il potere. Se noi siamo in tante e in tanti, i potenti si spaventano. Fare il Pride con tanta gente, fare questa cosa con tanta gente è potere del popolo, della gente. Quindi a me piace moltissimo ed è quello che noi cerchiamo di fare con Queeresima, quando mettiamo tante associazioni insieme, è quello che facciamo col Pride, quando mettiamo tante artiste insieme per i diritti, dove non chiedono soldi, perché
i diritti non hanno prezzo, quindi volevo dirti questa cosa. Grazie a Carlo Cozza, mi raccomando, Grazie a voi, ci partecipate. vediamo, seguiteci. Attivi al Pride che si chiamerà? Allora, Umane. Grazie. Vi aspettiamo, grazie mille. Grazie. Allora, quanto è vero che gli spazi di pubblico dibattito ormai, venite ragazzi, stanno morendo e invece noi li vogliamo riattivare, vogliamo un sacco di gente di nuovo per strada senza paura, con coraggio, anche di affrontare spesso e volentieri delle cose difficili, però io penso che più siamo, più volte ci presentiamo e prima o poi si stancheranno anche, no? Allora, abbiamo qui tre fantastici gemmisti, Francesca, Corrias, ci presenti i tuoi soci? Certo, grazie. Allora, sono qui con Filippo Mundula al contrabbasso. Grazie. E Stefano Danna al sassofono tenore. Allora, questa è una jam, quindi non abbiate fretta, sistematevi come preferite, perché questa era la regola del gioco. Quando siete pronti cominciamo. Benissimo, cara. Oh. Allora, prima cosa, domanda, professoressa, che cos'è per te la liberazione, Francesca? Allora, cara Tiziana, oh mamma mia. Io come succedeva a scuola, siccome ho visto che stavi interrogando, ho cercato di prepararmi qualcosa. In realtà no, non è vero, vado a braccio. Vabbè, il 25 aprile è ovviamente, come ricordava l'amico prima, un evento ben preciso, la liberazione dal nazifascismo. Purtroppo oggi dobbiamo vivere questo giorno in un buon umore a metà, perché in particolare esiste un nuovo nazifascismo potentissimo che è il sionismo, e quindi oggi possiamo essere felici solo in parte, dopo che più di 35.000 sono i morti provocati da Israele, che sta falcidiando un popolo inerme che è il popolo palestinese, e quindi oggi il mio pensiero va a Gaza e al popolo palestinese. Non posso fare altro. Palestina libera. Palestina libera. L'abbiamo urlato stamattina. Palestina libera. Allora, grazie. Siamo pronti? Francesca Corrias, enjoy. Grazie. Allora, sono molto contenta di essere qui con Stefano e Filippo. Vi vogliamo far ascoltare una canzone che io e Filippo abbiamo composto in realtà dopo in occasione della primavera araba nel 2011. C'è una colomba messaggera di pace, c'è una ragazza con gli occhi neri e le mani sporche di inchiostro, e c'è un messaggio che lei porta in piazza e urla in piazza. Questa ragazza cammina e non aspetta. Il messaggio, lo sentirete in francese, è attinto da un rapper tunisino che si chiama El General. Mi piace pensare che prima o poi, prima che poi si possa porre fine al genocidio palestinese, perché è la tragedia del nostro tempo. Grazie, questo è The Message. Above, flying my little dove, and find a girl for me. Her eye full of black, ink on her fingers, walking, waiting on. Tell her clearly, whispering on. Already she'll know that birds realize freedom, earthly wings seize motion in thought. Already she'll know.
already should know, no, 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 no. Président du pays, ton peuple est mort. Les gens se nourrissent dans les poubelles. Regarde ce qui se passe dans ton pays. Grazie ragazzi, grazie veramente, grazie. Allora, adesso la maestra chi chiama? Sei ingarbugliato? Aspetta che... Ok, ci siamo. Allora, chiamo Fabio Marceddu. No, allora, non parlarmi già, mi stai già alloriando, eh? No, perché c'è Rossella che ha delle urgenze. Allora... Rossella fa delle urgenze. Rossella, se vuoi ti cedo il posto. E vieni, dai, allora, vengo dopo di te. Dai. Fammi andare prima che poi sennò faccio brutta figura dopo di te. Dai. Veniamo insieme. Vieni, veniamo. Va bene, Rossella fa. Eccola. La intervistiamo. Torno dopo, torno dopo. Torna dopo.
incomincio a ripassare. Va bene, ti ripasso tutta. Allora, Rossella, Sì. grazie per essere qua. Volontaria, oh, ragazzi. Volontaria. Vabbè, ma questo non significa che avrai più punti rispetto agli altri. No, coraggio. Coraggio. Ecco, coraggio. coraggio. Allora, Rossella, sì. che cos'è per te il 25 aprile, la liberazione? Allora, ne parlavo prima con degli amici e per me è sempre stata una data importantissima perché il giorno... Scusa un attimo, Antonio, dicono lì in curva sud, dicono Allora, che per non me- si sente. Alziamo tutti i volumi, dai. No, no, non alziamo i volumi. Si stanno zitti loro, che mi punti stonton. Lo dico io. Silenzio! Silenzio! Vai. Non è che a scuola fare casino. Esatto. Allora, per me è sempre stata una data molto importante il 25 aprile perché interrompimi di nuovo per favore. Allora, perché- Rossella, allora, No, raccontaci. sì, una data molto importante perché il giorno prima si faceva Brevislezio. E io ero molto contenta di questo. È vero, si faceva Brevislezio, sì. altri tempi. Vabbè, altri tempi, i miei tempi, Mi ognuno. dicono di darti il mio microfono, dai. Oh. Questo? Sì, che si sente meglio. Sì. Vero? Allora, io avrei bisogno di una chitarra e di una seduta. Allora, chitarra e seduta. Forza, chi ce l'ha? Dai, veloce, vero, Una chitarra e una seduta. Seduta classica? Io volevo classica. Sì, classica. È una tradizioni. Una sedia come quello tra... No, quello ce l'ha. Vuole una chitarra. Dirlo prima no. È giusto così. Non si dicono le cose prima. Le cose prima non fa. Le cose La prima cosa- non fa. Ok, le cose prima Cioè, non se- fa. Come? Ti è piaciuta la battuta? Le cose prima non fa. Non facciamo battute sul mio cognome che è meglio. Esatto, brava. Allora, Però no. del mio cognome io sono orgogliosissima perché esiste una bestemmia col mio cognome. Davvero? A Torino, sì, Dio fa, è con 2 A. E beh, di qualcosa dovrei andare pur fiera, no? Perché i fa sono un po' bastardi e un po' imprevedibili e Allora- quindi vuol dire di conseguenza sì. Sei arrivata per prima oggi e non mi hai detto che cosa avresti preparato. Non lo sapevo ancora. Non lo sapeva. Ma è giusto, è così, la gente. Vado a sentire Doveva l'altro. succedere così. Ci sei? Ci sono. Rossella, Allora, vorrei... fa! Grazie. Eccolo qua, eccolo qua. È una canzone d'amore. Non ho volume. E la chitarra. Tutta manetta. Lassù. Perché mi sono detta, ma scrivo una canzone d'amore, ok, ma dove voglio arrivare? Ho detto voglio arrivare proprio lassù. Lassù. Dove i pensieri sposano le nuvole lassù. Minchia, scomoda questa posizione. Proprio lassù. Lassù. La faccio più veloce così finisce più in fretta e mi sento bene. Dove i pensieri sposano le nuvole lassù. Tutte le cose sono più romantiche, è vero. È lì che mi piace andare a prendere parole per cantare. Il trucco è non confondere l'amore con la voglia di trovare assieme un po' di intimità. Cioè, perché tu dici, no? Insieme. Ne sai troppo! Eh no,
perché sennò ti freghi da sola, Dentro le pentole degli angeli. Qui non c'è da ridere, questa è serissima, dai. Dentro le pentole degli angeli. Poi ho un sentimento a scoppio, no? Brodo di rime per la mensa dei poeti poveri, ma lassù, ancora molto più su, dove si può capire che non c'è niente da capire. Malinconia, cugina della luna, lava i calzini della poesia. E qui a questo punto arriva il solo e lo farò stile un po' jazzistico, di quelle cose pallosissime, però ci sta. C'è un cazzo da ridere. E poi la canzone ricomincia lassù, eravamo sempre lassù, no? Lassù, dove i pensieri sposano le nuvole, lassù. Tutte le cose sono più romantiche, è lì che mi piace andare a prendere parole da cantare. E qui di nuovo ricordarsi che il trucco è non confondere l'amore con la voglia di trovare assieme un po' di intimità. Dentro le pentole degli angeli, a tutti seri a brodo di rime per la mensa dei poeti poveri, ma lassù, ancora molto più su, perché uno cerca di salire sempre più in alto, no? E lì è il posto dove si può capire che davvero non c'è niente da capire. Malinconia, cugina della luna, lava i calzini della poesia. Na 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 we hadn't a open pie, oh baby. Patrimonio della Sardegna, Rossella fa. Oh no! Sono solo una principessa. Grazie Rossella fa, che meraviglia, che meraviglia. Allora io adesso... No, aspetta un attimo. Sì, lo decido io prima di tutto. Vai a posto, Rossella fa? Io me ne vado con Rossella. Rossella, vai a posto, veloce. Allora, io voglio salutare un amico che è Filippo Martinez, scusate. Dai! Quanta strada hai fatto per arrivare qua? Ero già a Cagliari. Beh, almeno, cioè, voglio dire, Antonio! Ah, ok, te la potevi anche inventare, ero oristano, cioè... Sono venuto nella tempesta. Esatto, no? cioè fai scena, no? No. Che ti devo dire? Abbiamo fatto un sacco di cose insieme io e te, Cioè tu sei un organizzatore di eventi, oltre che un regista, un autore straordinario, organizzi anche 1000 manifestazioni.
ogni tanto. Dovremmo lavorare insieme per il 25 aprile. Ah. Sì. Ah, bene. Beh, comincia a prepararti, bello. Sono pronto. Che cos'è per te la festa della liberazione? Cosa significa? È tutto molto personale. Per me la festa della liberazione oggi, Hic Nunc, è una bella giornata con musica. Devo dirti che ci sono 3 parole che evito di usare. Quali? Una è liberazione, una è Dio e l'altra è cultura. Ma non tanto per mancanza di rispetto, ma proprio perché le rispetto moltissimo. Secondo me sono 3 cose private, consustanziali, vale a dire parlare di Dio, e sono 3 cose misteriose, perché la libertà non è codificabile, non è che la libertà anche in certi momenti che sei anche lì ti senti libero ma non lo sei perché manca qualcosa dentro di te, quindi misteriosa la libertà, quindi la liberazione, misteriosa la cultura, ostentata anche troppo da assessori, viene usata, sbandierata la cultura è nel respiro, così come nel respiro è Dio, che è il più misterioso di tutti e attiene al senso del sacro, qualcosa che non puoi definire. Tu dici non nomino Dio, però percepisco il senso del sacro. Per noi il 25 aprile è un giorno sacro. Laicamente parlando lo è. No, ma non sto dicendo, rispetto tutto, voglio dire, è storicamente una data, è importante storicamente. Stiamo attenti alle ostentazioni, è un giorno sacro dentro di noi, poi è bello che ci sia una festa ed è bello che venga celebrato con la musica, questo voglio dire, non in allegria assolutamente. E voglio ricordare un artista strepitoso che ho sempre amato e che adesso è più vecchio di me e credo abbia inciso, penso, a giudicare dallo stato della sua voce, il suo ultimo disco, Canzoni da osteria, ed è Francesco Guccini. Bene, quando ho sentito, non da tanto, Francesco Guccini che cantava Bella Ciao, ho provato uno struggimento che lui è consapevole che probabilmente è la sua ultima canzone, perché la voce è graffiata, perché ha faticato a cantarla. Questo valore aggiunto nella sua fatica credo che sia il miglior modo un modo più intenso, più poetico, più struggente per celebrare il 25 aprile. Grazie Filippo, preziosissimo artista della Sardegna, grazie ancora. Allora, chiamiamo Fabio Marceddu, ma chiamatelo anche voi! Fabio! Oh, finalmente! Che microfono uso? Questo! Ok. Allora, che cos'è per me il 25 aprile, Tizianetta? Allora, ci si sente laggiù? Ci sentite? Siete contenti di sentirci? E mettetevi in piedi allora se ci sentite? Che mosci che siete, se eravate così anche alle manifestazioni, cosa sarete stanotte? Allora, che cos'è per me il 25 aprile, Tizianetta? Ok, allora per me il 25 aprile è il ricordo di noi dalla periferia di Mulino Becciu, che c'era la circolare, perché nei giorni di festa quelli che sono veramente della periferia estrema non hanno neanche il pullman, hanno la circolare e a volte dovevamo andare anche a piedi o tornare a piedi da Mulino Becciu verso la festa del 25 aprile, quindi quella camminata era già una processione e per noi era comunque sacra, c'era una sacralità. Quindi di fronte a questa sacralità io non posso che in qualche modo ricordarlo come un giorno importante. C'era il Natale, c'era per noi e poi a casa mia madre diceva è la festa dei comunisti quella.
capito? Quindi tutti il 25 aprile festeggiavano i comunisti, invece no, per me è la festa della libertà, della liberazione, che non sono soltanto parole, ognuno la vive come vuole, però per me ci sono degli appuntamenti storici come religiosi che io rispetto. Io ho molto rispetto del Natale, ho molto rispetto anche della storia, di alcuni appuntamenti storici da cui non voglio distaccarmi. C'è stata una bruttissima festa di liberazione, ahimè per me, 4 anni fa, quando eravamo tutti rinchiusi. Cosa è successo? 4 anni fa, durante la pandemia, 3 anni fa, 2 anni fa, ci sono state le prove tecniche in qualche modo di nuove isole o di nuove diversità. Quindi io sono contro qualsiasi forma di nazifascismo, sono per la libertà, però non ci dobbiamo dimenticare che ci sono state anche altre prove tecniche e a volte ce ne dimentichiamo. Per me è stato così, quindi prove tecniche di non libertà, quindi allerta, sempre allerta, e quindi che sia ARC, ABCD, QCE, io veramente mi sento sempre diverso fra i diversi, perché questa è la mia indole. Ma qui sei uguale a tutti noi. Spero proprio di sì e di no. Oh. Bene, cosa ci porti oggi? Allora, porto una canzone che è un po' una sacra indole, si chiama Non dire in Gugà, la conoscete più o meno tutti. Vi pregherei anche di fare una prova di alzata, i mandroni no, però quando diciamo Non dire in Gugà provate a alzarvi in piedi. 1, 2, 3, Non dire in Gugà. Ecco, non con gane gaga, ma senza il ga. Okay. Ascolta, ma è una performance allora? No, è una canzoncina un po' tipo un ballo di gruppo che va tanto, perché ce la fottono, ce la vedono nel culo, scusate la parola. Perché purtroppo, voglio dire, lo diceva anche già da Quarto Potere, Pasolini disse già nel 1972 che l'Italia la stava distruggendo la televisione in tutte le particolarità. Noi ce ne dimentichiamo, ci danno praticamente pane e TV e nella peggiore delle ipotesi quando ci va bene sorridiamo, ci preoccupiamo di tutto quello che sta accadendo, o che qualcuno in certe trasmissioni come Isola dei Famosi dica non stiamo a fare il processo di Norimberga. Questo in ultimo hanno detto così, quindi le parole, la storia e quello che si dice è importante. Se non diamo valore ad ogni singola parola rischia di essere tutta una Macedonia, e io voglio dire, anche se faccio parte di tanti frutti, non voglio essere in quella Macedonia. E che frutto sei? Già lo sai. Allora, che cosa ci prepari? Ci hai preparato per oggi? Non rirengo ga? Sì, se mi mandano la base. Ce l'hai la base, Anto? Ce l'ho. Oh, Fabio Marceddu, un applauso. A 15 anni avrei cambiato il mondo, questa è la Rossella. A 25 ero già molto cambiato, ecco. A 50 anni il mondo aveva cambiato a me. Di lavorare, non dire in Gugà, di protestare, non dire in Gugà, di provare a cambiare, non dire in Gugà, non dire in Gugà, non dire in Gugà, la schiaia. Qua ci sta la grattatina. Preferisco stare dove devo stare, Citesi, al mio posto uguale, e già parlo io dopo, verso la deriva di questo governo fascista. Ma t'andisci udeo, pagusci provo del Padre Eterno o rispetto cedere della 194, di quelli che si vogliono mettere pronti per la vita, pro life, control life. Ma ragazzi dici, non te intende, non dire in Gugà, di lavorare in piedi, non dire in Gugà, di protestare, non dire in Gugà, e padroni di provare a cambiare, non dire in Gugà, c'è seduti quelli, non dire in Gugà, c'è, non dire in Gugà, di lavorare, il cane cae nell'uff, non dire in Gugà, di protestare, I don't feel like it, la so in tutte le lingue, di provare a cambiare, non dire in Gugà, non dire in Gugà, mi fiamo buffari, non dire in Gugà, oh, la sanità con che bacia, oh, povrece,
Pugliesi da Moro Moro. Mi interessa sapere, Fabio Marcelli, tu non andare via. Perché ti sei portato? Cosa si è portato? È il quaderno rosso maoista. Ah, ecco, cioè, serve sempre ripassare. Serve sempre, poi c'è il buco che mi rappresenta. Vai. Vai, è sempre un rischio Fabio Marcetto, ma non si può vivere senza, o no? Volevo ringraziare, c'è questa canzone con Antonello Murgia e degli arrangiamenti di Diego Milia, viva i musicisti. Allora, viva i musicisti, Diego Milia e Antonello Murgia. Teatro dall'armadio. Teatro dall'armadio, ho detto tutto. Allora, io guardo un po', allora, chi ho chiamato, questo chiamato, questo chiamato, questo chiamato, questo chiamato, questa chiamata, allora, questo chiamato, ragazzi, siamo messi bene, siamo addirittura. Allora, vediamo un po'. Io chiamo Michele Sarti. Adesso, ma ho sentito, aspetta che ho sentito che sei accozzato. Che maleducati. Tiziana, se non lo baci tu lo bacio io. Fabio, te lo lascio tutto. Allora, questo è un momento. Io stavo bevendo una birra, essere sinceri. Sì. No, è vero, chiedi. La finisci dopo. Allora, Michele Sarti, musicista, attore, qualcos'altro? Pompiere. No, qualcos'altro? Musicista, attore, Gesù Cristo mio, Gesù Cristo mio, basta. Volume al microfono di Sarti, per favore, a quello wireless, così si chiama. Boh. Ok. Allora, cosa ci hai portato? Tristezza. Un quantitativo di tristezza a pallate, dicono. A pallate? A pallate, però Dove questa sedia qui. Toglila. Rossella? Volume, chiedono volume. È troppo? Allora, ci siamo? Tristezza, perché? Che cosa ci hai preparato? No, mi avete dato l'asta che non funziona. Allora, facciamo così, chi ci viene in aiuto? Guarda che Quando ero musicista queste cose le facevo in nanosecondi. Ecco, ci sei? Pronto? Allora, ci hai portato tristezza, perché? Vabbè, non ti chiedo niente. Allora, tristezza innanzitutto volevo dire che Angelo crei un muro sonoro, cioè crei proprio un blocco no, è perché pensavo che la noia e la tristezza non riesce a superare questo muro, quindi non vorrei privarvi di un po' di depressione, Allora, ci siamo? ci sei, Sei pronto? sono un po' emozionato. Vabbè, ma quello non conta. Voce! Michele Sarti. Io non ho mai letto se non a scuola in pratica, quindi sono un po'... Vicky, hai presente il video di quella tipa che ingoia il... Allora, Vai avanti, vai che ce la fai! dai, non ho iniziato e ha riso, cioè, ho detto che era una cosa triste, dunque. Mio nonno materno era un partigiano, e fin qua. Chi non ha un nonno materno o partigiano? Angelo Monni, noto Lillino. Dall'archivio comandante Matteo Angelo Monni della brigata Zelasco, divisione Coduri. Operante nella provincia di Genova, zone del Golfo del Tigullio e su entroterra, zone che tutti voi immagino conosciate, come me. Tutti, anzi no, ho saltato una riga, nome di battaglia Matteo, che era il nome del terzo dei suoi figli e che è anche il nome che ho dato a mio figlio.
Tutti lo chiamavano Lillino. Lillino era un ottimo cavallerizzo. Raccontavano fosse capace di numeri acrobatici, tipo col cavallo in corsa si lanciava sugli alberi tenendosi per le braccia. Eia. Alle scuole medie scappò dalla finestra per raggiungere lo zio Pastori in montagna e stare con lui, con il gregge, per 6 mesi, gettando nella disperazione la famiglia e non ultimo immagino anche il suo insegnante, perché ti giri e quello non c'è più. Diventato maggiorenne, arruolatosi in finanza, fu mandato al confine. Uno di quei giorni, a Verona, incrociò lo sguardo di mia nonna, affacciata alla finestra, e si innamorò. Si innamorarono. Perché ci si innamorava così a quei tempi. E le chiese la mano. Lei accettò, ma essendo lui un uomo libero, capace di stare solo e di prendere iniziative da fuori di testa, come diremo noi oggi, giorni dopo la proposta di matrimonio non esitò ad arruolarsi come volontario in Africa. Ci rimase solo per 3 anni e al suo rientro sposò mia nonna, che lo aveva aspettato, non credo tutto il tempo alla finestra, ma lo sposò come se nulla fosse successo, come se il tempo non fosse passato. Ora, la domanda spontanea è: chi cazzo era più pazzo tra i due? Cioè, mio nonno o mia nonna che ha aspettato per 3 anni? Quando penso a mio nonno penso ad un eroico matto scatenato che durante un fermo da parte dei nazisti non ci pensò un istante alla possibilità di farsi saltare in aria pur di non essere arrestato e ammazzato dagli stessi, ma che per fortuna non lo lasciarono passare, anzi per fortuna lo lasciarono passare senza perquisire l'arsenale che aveva nascosto sotto la sua divisa da finanziere, perché nonno di giorno lavorava al cantiere navale a Sestri Levante, ma di notte in bicicletta portava le armi ai partigiani che si stavano organizzando e dei quali divenne un bravo, in breve tempo, capo di Stato Maggiore di questa brigata che si chiamava Brigata Garibaldina Coduri, così si chiamava. Matteo era il suo nome di battaglia e ancora oggi a Sestri Levante in Liguria gli anziani del paese si ricordano di lui. Come un bel giovane privo di paura, fuori di testa appunto. Quando penso a mio nonno, il comandante Matteo, penso al coraggio che non ho, o almeno non paragonabile al suo. Penso alla tristezza di non averlo conosciuto direttamente, ma solo dai racconti di mia madre e dei suoi fratelli e degli anziani di Sinaai, paese suo di origine. È proprio in paese, quando ero piccolo, che gli anziani mi fermavano e mi chiedevano: e tu, il figlio di Ghinisesi? Io dicevo: figlio di Luigi Nammonni. Ah, Saville Lillino Monni. Lillino, già ne ha fatto Lillino. Quanta gente ha aiutato. E io, che il sardo non lo parlavo minimamente, mi facevo tradurre la cosa dal mio amichetto del paese a fianco. E quindi almanaccavo su cosa potessero essere le sue imprese. Lillino aveva quel desiderio impellente di libertà che lo spingeva ad andare contro ciò che non gli piaceva, in un moto continuo in avanti che poi non è altro che il fuoco della vita, quel fuoco che ha animato, io penso e credo, tutti i partigiani, e continua ad animare il fuoco, continua ad animare i partigiani di tutto il mondo. Ma che partigiano era? Dalle testimonianze in rete si racconta che fosse attento stratega e che passasse moltissimo tempo a studiare e pianificare gli attacchi, che fosse un teorico, no? Troppo teorico per alcuni di loro, per alcuni partigiani. Molti compagni erano abituati ad agire d'impulso, a lui piaceva pianificare, studiare. Come quella volta che pianificò l'assalto al fortino nazi fascista di Lapide, così si chiamava, impiegandoci un mese passa per organizzarlo, ma l'attacco gli fu scippato da un altro comandante partigiano che passava per caso da quelle parti col suo gruppo in una di quelle giornate a culo
in cui il fortino non era protetto come al solito. Quando il comandante andò da Lillino a comunicarglielo, quasi scusandosi, Lillino si offese e non gli rispose più e non gli rivolse la parola per lungo tempo. Un'altra volta andò in montagna col suo compagno Succo, che in realtà è il nome di battaglia di Secchi, che è di Oschili, il suo compare sardo. Andò in montagna a curare un compagno ferito ad una gamba, disinfettandolo con una pozione alcolica chiamata acqua di mare. E il mio nonno si metteva quest'acqua di mare in continuazione. Il soldato guarì e pieno di gratitudine verso il suo salvatore si spisse in un complimento ribattezzandolo il comandante profumato, per via appunto dell'adozione. Ma Lillino gli intimò di non azzardarsi minimamente di chiamarlo così davanti agli altri partigiani, perché il timore di essere scambiato per omosessuale aveva un peso in quei tempi. Lillino testa calda salvò molte persone, questo mi basta, e ne avanza pure. Dopo il 25 aprile è tornato ad essere guardia di finanza con il grado di brigadiere, e quando poi dopo diversi anni per limiti d'età è finito il loro impegno, Succo di Oschili e Lillino di Sinaí non hanno saputo resistere entrambi al fascino e al richiamo della loro tanto amata e mai dimenticata Sardegna, quindi si sono imbarcati e sono tornati a casa. Matteo era quello che architettava gli assalti con le scarpe, ma scarpe con la suola di gomma, per poter meglio arrivare di sorpresa sulle sentinelle nemiche, e che insegnava ai suoi uomini la tattica partigiana muovendo sullo scacchiere le patate, le carote. Lillino è morto, ma le sue imprese e chi era veramente lo abbiamo saputo tanto tempo dopo, almeno io, a volte da perfetti sconosciuti, dagli anziani del paese. Capita, succede, accade. Succede che le cose preziose che abbiamo davanti le diamo per scontate. Quando siamo andati a Sinaí l'anno scorso all'inaugurazione della sede dell'ANPI a lui dedicata, il lavoro di Nicola Serra ci ha riportato le testimonianze molto, molto toccanti. E il ricordo più toccante del 25 aprile rimane mia madre, che quando le hanno donato la targa, davanti a tutti noi, timidamente, quasi incredula, sembrava tornata bambina. Grazie. Alla fine ce l'hai fatta, non piangere. Oh no, sei commossa, dai. Grazie Michele Sarti per questo bellissimo racconto, questa toccante testimonianza. Allora, vediamo un po' chi manca qui. Io chiamerei Antonella Pudu. Eccola, Antonella Pudu. Dai, su, coraggio. Non ero pronta, dicono sempre tutti così. Allora, dai, c'è Consuelo che ti aiuta. Dai, su, coraggio. Grazie. Allora, che cos'è per te il 25 aprile? Così, a getto. Di botto. Allora, non sono preparata per questa domanda. E allora cosa ti sei preparata volontaria? Allora, dunque, ieri stavo pensando di portare un brano, però insomma vi vedo tutti molto allegri, mi dispiace, ma ci sarà un momento tristura. C'è un momento tristura? Ma a noi ci piace il momento tristura. Oddio, dopo tutto quest'alcol, birra, non lo so, però a me interessa, diciamo così. Bene, ma con Malli. Allora, no, volevo portare un brano da leggervi, ma stamattina mi è venuta in mente una delle storie tristi che mi raccontava mia mamma. Siamo pronti. Ecco, perché mia mamma mi ha tirato su a storie tristi. Cosa vuol dire? No, cosa è vero, vuol dire? è vero. Mamma, silenzio! Grazie! Un pochino, mica tanto, un po'. Allora, no, è vero, non è una battuta, nel senso, Riccardo, il mio compagno, lo sa benissimo. Mamma mi raccontava tutta una serie di storie tristi, infatti quando sentiamo qualche storia triste lui mi guarda e mi dice: ah, questa è una storia che sarebbe piaciuta a tua mamma. Sì. Quindi un po' forse il gusto del gotico, comunque del triste,
mi viene da lì e forse mamma mi voleva preparare in un certo senso alla vita, perché la vita non è solo cose belle e favole e favolette. Quindi lei mi raccontava queste storie vere e in particolare io vi voglio raccontare la storia di un mio vicino di casa che mi è venuta in mente questa mattina, zio Vascari Billei, che potremmo chiamare all'antifascista involontario. Zio Vascari all'epoca del fascismo era un giovane, un giornaderi, un ragazzo semplice, senza neanche tanta cultura, che sicuramente non era neanche consapevole di essere antifascista, probabilmente neanche lo era, e che lavorava la giornata. Dopo una lunga giornata di lavoro, finalmente una sera al bar si concede con gli amici un sigaro, che comunque insomma era una cosa abbastanza non quotidiana, ecco. Quindi chi fuma il sigaro lo sa, non è sufficiente un fiammifero, serve una fiamma un po' più forte, un po' più duratura. Quindi zio Vascari, che era seduto cercando dei fiammiferi, un qualcosa di un po' più forte, si gira e vede che alle sue spalle c'è un poster di carta. Quindi prende un angolino di questo poster alle sue spalle, ne strappa un pezzettino, lo avvolge e con quello, col fiammifero, gli dà fuoco e con quello si accende il sigaro, una fiamma sufficiente. Peccato che il poster alle sue spalle portasse l'effigie del duce. Il podestà, esatto, Geda fatta bella, il podestà del paese non lascia correre questo grande affronto alla sacralità dell'immagine del duce e quindi porta insomma si muove in modo che zio Vascari finisca al confino. E questo giovane, che ha avuto solo la colpa di accendersi il sigaro con un manifesto del duce, con un angolino, un pezzettino di carta del manifesto del duce, finisce al confino. Fa qualche anno di confino, ma purtroppo la sua pena non finisce così, perché una volta rientrato, sempre il podestà del paese, cosa fa? Se lo porta a casa, ma non come Zaraku, letteralmente come schiavo, perché lo fa lavorare a casa sua sempre con la minaccia di riportarlo al confino senza pagarlo. Praticamente lui è uscito dallo stato di schiavitù una volta che è caduto il fascismo. E quindi oggi voglio ricordare zio Vascari e tutte le persone che non sono nominate nei libri e ringrazio mia mamma che mi ha raccontato questa storia triste. Grazie Antonella. Io dico che queste storie tristi comunque servono, ci servono anche per capire quanto certe volte il fato giochi scherzi stranissimi. Il fatto però, io penso anche la cattiveria, quello che a me da bambina mi stupiva sempre in questo racconto era, allora, a parte che vedevo proprio l'immagine del manifesto del duce strappato nell'angolino. Ti dirò che non mi dispiace. Sì, no, quello che mi colpiva era l'accanimento e la cattiveria di questa persona che in quel momento aveva un potere. E mi riallaccio un po' al discorso che faceva all'inizio Fabio. Dobbiamo stare attenti al potere, a come si amministra, perché è un attimo finire sotto le grinfie di qualcuno che ne approfitta. Grazie Antonella, non hai finito. Perché non hai finito? Perché a me interessa sapere che cosa significa per te la liberazione, cioè che cosa è questo giorno per te? Allora, questo giorno per me mi riporta all'infanzia, c'è poco da fare. L'infanzia perché io ho avuto la fortuna di avere delle insegnanti antifasciste, democristiane, non è che fossero democristiane, che mi hanno insegnato, io Bella Ciao la cantavo a scuola. Per me era una cosa normale. Quando ho sentito che una cantante non voleva cantare Bella Ciao, ho detto certo, ognuno è libero di cantare quello che vuole. Laura Pausini? Sì, no, okay. Per carità, ognuno canta quello che vuole, però ecco, per me era una cosa, come vi posso dire? Una bestemmia. Cioè, nel senso, Bella Ciao fa parte, era una delle canzoni con le quali sono cresciuta e quindi mi sembrava strano che qualcuno la rifiutasse. Questo mi sembra strano, ecco.
anche per noi. Grazie Antonella Puggiu. Grazie a voi. Grazie. Oh, questa è una gem, quindi come abbiamo organizzato? Così alla rinfusa. Io ho visto un sacco di artisti che sono presenti, tipo Lele Pittoni. Chissà, molla il bicchiere per favore, dai il buon esempio. A Rogalla, vai. Francisco Medda. Tu mi avevi detto che non c'eri, lui ha detto che non c'era il 25 aprile, hai capito Emanuele? O Garogna, invece... Qua! Vogliamo anche Pittoni! No, adesso c'è Rogalla, per favore, non facciamo... Ah, cantate insieme? Canta lui, ma c'è anche Cecilia che C'è anche Cecilia, ciao Cecilia, qui è proprio super jam. No, poggialo giù. Ah, se serve a lui? Qui facciamo tutto alla luce del sole, Se no esco mono. C'è anche Cugis è già stato interrogato. Ci siete? Mi sposto. Allora, sì, qui che cosa ci dici? Che cos'è questo 25 aprile per te? Allora, scusate. Buonasera a tutti, salve, sono vestito di nero involontariamente, ma sono tornato ieri e tenevo tutta questa roba dei sciacquai e quindi mi sono vestito da Black Bloc. Ci sta? Anche perché, sì, intanto monto. Vai, monta, ti tengo il microfono. Quindi? Allora, è una giornata importantissima questa, anche per chi è indipendentista come me, perché io sono indipendentista, in teoria io non sono italiano, però oggi è un giorno che dove tutti i democratici festeggiano la libertà e l'antifascismo, che è una cosa molto più diffusa di quello che si pensa e si ritiene. Oh yeah, Tizi, Eccolo qua. io è meglio che suoni forse. No. Aspetta, perché anche Oi. qua. Allora, Ceci, crocca. Allora, fai passare. Sì. Vai, allora, sfatiamo il mito che il 25 aprile gli indipendentisti non possono festeggiare. Ok? Sfatiamo questo mito. Oh. Esatto. Perché non è così, giusto? Io ne ho le scatole piene di chi dice questa non è la mia festa perché lo Stato italiano colonialista, che quello e quell'altro. Perché il 25 aprile è una festa inclusiva. Esatto. Vogliamo far sentire un applauso così almeno per capire se ci siamo tutti, se questa roba sta funzionando, sì. Ok. Quindi, anche se sei indipendentista, sei qui. Questo era un cameo per prendere tempo mentre si accendeva il tutto. Ce lo organizziamo sempre. Sì, dire qualcosa di un po' capito? E cosa ci vuoi proporre? Allora, siccome è una jam ed è un giorno di festa e siamo qui per festeggiare e per divertirci, così spaziai, c'è sti Gopaino Giganta. Da poi invito tutti quelli che hanno uno strumento a fiato. Chi ha uno strumento a fiato? Emanuele Contis. Ma anche Boga su di noi, ha detto. C'ho 2,40 €. Bastano? Ok. Non so se Gianluca Pischedda si vuole unire. Gianluca Pischedda era qui. Chi vuole suonare con Rhodes? Chi vuole venire? Gianluca, sei gentilmente invitato da Francisco Medda in arte a Rogalla. Io gliel'ho detto a Gianluca Pischedda, voglio che tu intervenga. Dov'è finito? Eccolo! No, non faccio meno, qui si fa tifo da stadio. Un applauso! Buonasera. Sono leggermente alto. Ciao a tutti. Grazie per essere qui. Un artista splendido, come si può dire Gianluca Pischedda?
straordinario. Eccoci qua. Allora, ci sei? Ehi, mi parli? Cecilia, cosa ne pensi? Eia, ci siete? Ceci suonerà il controller. Allora, abbiamo solo loro due? Lele Spittoni, dov'è? Io lo conosco, vuole fare il grande ingresso a Rogalla and Friends. Monica. Ciao. Sì, però stanno battendo le mani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu rasa en fora, los dos jugamos que si da custora, la vais a vestimenta e tu colorada. La vais a vista, non vina varibica di focus, io sul re, spantosa facimana, io sul re, parrosa sembraresti, cantate noi, Villo canta, vi canta sin ciò cantate noi, Vinni canta sin ciò cantate noi, Vinni canta sin ciò cantate noi. Baci, baci, la sai de tu te sei. Baci, baci, Olga gustano e fila. Baci, baci, la sai de tu te sei. Oh baci, oh baci, oh, Olga gustano e fila. Sempre sal su Maragall, sempre sal su Maragall, sempre sal su Maragall, sempre sal su Maragall, ayo, sempre sal su Maragall, sempre sal su Maragall, sempre sal su Maragall.
se pesao su Marragao. Pinnigante si giocan da noi, pinnigante si giocan da noi, oh. Minanda con noi, tu minanda vai dente, si giocan da noi. Se pesao su Marragao, se pesao su Marragao. Se pesao su Marragao, se pesao su Marragao. Vede canta e si giocanta del noi spillon canta, e si giocanta e si cantanta del noi moi. Vede canta e si giocanta e si cantanta e si giocanta spillon canta, vede canta, ora si canta e si giocanta del noi. Oh, se pesao su Marragao, se pesao su Marragao. Se pesao su Marragao. Se pesao su Marragao, se pesao. Giranta, ispaliata, giranta, ispaliata, giranta, ispaliata, giranta, scaloni, se giranta, ispaliata, giranta, isinanta, che porta l'aria, chi è sempre Bruslimpia, chi porta l'aria, chi è sempre Bruslimpia, e allora giranta, ispaliata, giranta, e su che pisi, no e commenti tanti contao, e su che pisi, tutti valia sa chi giranta, e si giocanta de noi ancora giranta, e noi commenti tutti a sta, quinta, giranta. No, deve suonare lui. Ma di brutto deve suonare. E poi gira.
applauso a questi splendidi protagonisti, a Rogalla, Lele Pittoni, Gianluca Pischetta, Riccardo Piccao e featuring Emanuele Contis, grazie. Oh, è quello. La cosa più bella è questo proprio, questo che succede improvvisamente dal nulla, out of the blue, improvvisamente tutti suonano insieme e questa è veramente, come si può dire? L'essenza della resistenza. Adesso chiamiamo, allora, io intanto depenno tutti gli ospiti e anche quelli che si sono aggiunti. Ce n'è ancora, chiamo Rita Zeri, The Voice. Dov'è? Un applauso a Rita Zeri, una delle attiviste proprio della resistenza. Grazie per essere qui e per aver accettato questo invito. Che cos'è per te il 25 aprile? Così, a Friru? A Friru o a Callenti, commenti Sinarada. Il 25 aprile è la giornata fondamentale perché è quella che determina il nostro essere qua in uno Stato democratico. Il 25 aprile è quel giorno che ci ricorda che dobbiamo costantemente scegliere da che parte stare. Come diceva Gramsci, essere partigiani non è una parola che è legata semplicemente al nostro passato, ma è legata al nostro presente, alla scelta quotidiana di appunto essere di parte. Il nostro essere di parte oggi non può esserlo che ricordando quelli che sono i principi della Carta Costituzionale, ricordando che i padri e le madri costituenti hanno lasciato la loro eredità antifascista all'interno della nostra Costituzione. Tanti già pago. Tanti già pago. E noi su Duncasa, io le uso sigiri a Sivonni dei Savatti deretta, dei Savatti buona, del peso difendi questo dicesse a intro dessa Costituzione. E che cosa dice la Costituzione? Dovremmo ricordare, no? Per me attualmente un elemento di fondamentale importanza è parlare di territorio, di terra, dell'occupazione della nostra terra, dell'utilizzo, del consumo che si fa della nostra anche terra. Dell'abuso Soprattutto, no? Abbiamo queste navi con le pale parcheggiate lì pronte a venire. Gli alberi di ferro, no? Esatto. Con le foglie che girano. È un elemento che ritorna nella nostra storia, no? Nella nostra storia sarda di territorio sfruttato nel corso dei secoli e dei decenni. Quindi oggi quello che noi possiamo fare è partire dalla nostra terra, difendere la nostra terra e scegliere appunto di difendere tutti quelli che sono i diritti dal lavoro, dal diritto di scegliere dove vivere, come vivere. Questo penso che possa essere il nostro contributo quotidiano. Che cosa ci racconti della tua giornata di resistenza? Che cosa ti viene in mente? Noi l'abbiamo vissuta intensamente. Oggi a partire dalla mattina è stata una manifestazione super partecipata, super, tantissime presenze, molto viva, con tantissimi giovani attivi, arrabbiati e fatti che si vogliano papà su mondo a musu su dianta fattu e che a noi piacciono si piace vogliamo sderroccare i pinze su questo del palco a terra come ti diventa bene dispogno su queste cose e poi abbiamo proseguito da noi all'Orto Giardino di Mariposa de Cardu a Quartuccio e ancora proseguiremo stasera a Casa Sadi con lo spettacolo dedicato al partigiano Geppe e a Nino Garau. E questa maglietta? E questa maglietta bellissima è stata progettata da Luisa Sassu. Eccola! A cui facciamo un applauso, Luisa. Grazie, un applauso a Luisa, grazie anche per questo contributo. Sì. Benissimo, cosa ne dici di questa jam di artisti, ma non solo, ecco? Tutta gente bella, mi pare. Tutta gente bella, è vero. Adesso chiamiamo il prossimo artista. Chiamiamo. Allora, vediamo un po', lo Riauso. faccio insieme a te. Allora, io direi Claudia Giua e Simone Frau. Oh, Claudia Giua e Simone Frau.
Ci sono? Ci sono. Sempre presenti. Vabbè, tienilo tu. Allora, ci siete? Siete pronti, ragazzi? A metà. A metà. Che cosa ci aspetta l'anno prossimo? Castia, un mondo dopo cambiamo. Forniamo a fondo in suso, voi taseusu proprio prontusu a due cabussai. Un altro mondo possibile è davvero migliore se lo vogliamo fare. Io ecco. direi di partire da quello che è successo oggi, di prendere anche appunti e di replicare. Sì, bello. Magari, che ne dici? Assolutamente. Noi che siamo bravissimo. nell'Ampi e dobbiamo farlo e quindi ci prepariamo anche l'anno prossimo e questo è già un inizio di quello che diventerà anche l'anno prossimo. Siete pronti, ragazzi? Ok, allora, chi c'è qui? Claudia, vieni. Allora, Ciao bella. Allora, Ciao bandita. Claudia Giua, Ottavia Giua è un'artista a tutto tondo. Tutti casabogi, si può già annunciare. Danzatrice, attrice, cantante, autrice anche mamma. E niente, che cosa ci proponi oggi? Allora, oggi faccio un brano che insomma... Un applauso a Rita Azzeri! Ciao Rita! Grazie! Un brano che abbiamo creato insieme a Simone Frau qui alla mia destra, che è il produttore che mi sta seguendo per la realizzazione di questi brani. Il brano si chiama Paura, quindi siamo un po' in tema. Siamo in Sì, tema. non è allegrissimo, però è bello energico, diciamo. Va bene, vi lascio il palcoscenico di Radio X Social Club, Gem della Resistenza, Claudia Giua e Simone Frau. Grazie. La paura mi paralizza, la paura mi terrorizza, mi fa sentire come una vecchia, inacidita, smarrita. La paura è una gatta morta, dura come una roccia, e un cane mi segue ovunque, mi perseguita, mi vincola. Volume! La paura mi paralizza, mi fa cadere sulle ginocchia, non sto in piedi senza la gobba, e sul divano, canale 5, la paura dell'animale che oggi non ha mangiato, è in cerca della sua preda, per stare viva, sentirsi viva, per stare viva, mi sento vivo. Quella sera cantavamo Battisti, i giardini di marzo erano in fiore, ci coloravano gli occhi, non c'era tempo per pensare, neanche per tremare, solo spalle su cui appoggiarsi, un alito di vento per addormentarsi. A volte ti vorrei abbracciare e dirti è iniziata la festa. Vorrei urlare, quanto è bello fallire. Vorrei urlare, quanto è bello rischiare e poi sbagliare e poi giocare, uscire, vibrare, ballare. La paura mi paralizza, mi fa cadere sulle ginocchia, non sto in piedi senza la gobba, e sul divano, canale 5, ho paura della morte dei miei cari, paura dei terroristi, della vita che può finire, paura di iniziare, sbagliare ed essere sgridata, ferita, insultata, ho paura di dire come la penso, sentirmi emarginata, vivere di cliché, non trovare un posto per me in questo cazzo di mondo, in questo fottuto mondo. A volte vorrei solo urlare, spaccare piatti in terra, a volte ti vorrei abbracciare e dirti è iniziata la festa. Vorrei urlare, quanto è bello fallire. Vorrei urlare, quanto è bello rischiare e poi sbagliare e poi giocare.
abbiamo di cui prenderci cura, il nemico in agguato all'orizzonte. Ti sentiamo paura e assieme vivremo questa avventura. Allora, che cos'è questa giornata? Non di paura, perché mi sembra che oggi qui paura non ne abbia nessuno, almeno oggi. Allora, diciamo che la paura sicuramente ce l'abbiamo tutti, ma bisogna esorcizzarla in qualche modo, ognuno a suo modo trova il modo di oltrepassarla. Per me questa giornata è la liberazione dall'indifferenza, che è un male che secondo me in questo momento ci sta veramente limitando, quindi via l'indifferenza. Grazie Claudia, grazie Simone, grazie moltissimo. Allora, qua c'è, adesso ci siamo, li abbiamo fatti quasi tutti, mi sa che li abbiamo fatti quasi tutti. Allora, vediamo un po'. Io chiamo quelli che appena mi è venuta quest'idea mi hanno detto per primi sì, non hanno esitato neanche un attimo, e sono Ilaria Porcetu ed Emanuele Contis. Dove sono? Ilaria Porcetu ed Emanuele Contis. Oh, un applauso! Oh, sono i primi che mi hanno detto sì! Ci siamo anche pentiti già! E si sono già pentiti! La cacuminale, sì, che funziona sempre. Allora, aspetta, Io cosa posso fare? Come cosa puoi fare? Tu devi cantare e basta! No, mi devo acchittare tutta la situazione, cioè... Chiama qualcuno che parla di bravo. Ah, dobbiamo parlare ancora! No, però questo non va. Ascolta, facciamo così. Qua, mano, tieni. Vai, così. Scusate? No, avete tutto il tempo, con calma. C'è Antonio che adesso ci dà una mano. Un'asta diversa da questa, ce l'hai un'asta come questa? Un'asta alla vista. C'è un'altra asta, guarda, do questo a Ilaria. C'è tempo? Delle chitarre, non li vedi queste? Avete bisogno di tanto tempo? Ma no, no, non abbiamo mai bisogno di tanto tempo. Allora, qua li abbiamo quasi finiti, i gemmisti della resistenza. Chi ci abbiamo? Siamo quasi addirittura d'arrivo, ma ci possiamo trattenere se vogliamo, Se vogliamo ci possiamo trattenere. Mi sembra che ci sia abbastanza gente per riuscire a trattenersi. Come siamo messi? Benissimo. Ok. Allora, stiamo organizzando la situation, ma secondo me ragazzi, si può far passare il tempo. No, ma veramente vi siete già pentiti di essere venuti? Beh, mi fai arrivare ubriaca alla fine della jam, non ho capito. Certo che mi sono pentita. Ma è ovvio, gli artisti devono lasciarsi andare, eliminare le resistenze, ci stai nel gioco, no? Non farmi dire cose serie, ho suonato con una Rogalla, con lei non posso essere serio adesso. Non ci... Ma a Rogalla se ne sta andando. Ma come? Allora, siamo pronti? Ci siete? Sì, noi facciamo musica triste. Allora, loro fanno musica triste. Preparate i fazzoletti. Così, ci piace appunto. Senti, ma poi Matteo Sau lo chiami tu o lo chiamo io? Non è che devono suonare proprio tutti quelli che invita, cioè, ma deve suonare Matteo, sì. Certo! Allora, chiami tu. Lo chiamo io. Allora ci siamo. Ma poi c'è anche un'altra sorpresa. E poi c'è un'altra sorpresa. Vabbè, due sorprese. Allora, Emanuele Contis e Ilaria Porcedu, il palco è vostro. Tristi, Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte
eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sole dell'avvenire, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sole dell'avvenire. Vittoriosi al fin, liberi siamo. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo qui tra le mie braccia. E sono le città, le difetterà la competenza, presto finirà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione.
vedere. Ci sarà allegria anche in agonia, col vino forte porterà sul viso l'ombra di un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione, quella che di giorno chiami con disprezzo specie di Troia, quella che di notte stabilisce il prezzo alla tua voglia. Tu la cercherai, tu la invocherai più di una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai te la piderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Condannerai a 5.000 anni più le spese, ma se capirai e se li cercherai fino in fondo, se non sono geni son pur sempre figli, vittime di questo mondo. Grazie. Emanuele Contis. Allora, che cos'è la liberazione per noi? Visto che tanto cos'è? sapevo che l'avresti fatta sta domanda. No, la devo fare. Marzullo. Essere qua oggi e ricordarci che non è scontata questa libertà, che ogni giorno la perdiamo sempre di più e che ogni giorno dovremo stare qua tutti insieme e ricordarci perché è importante celebrarla, questa libertà, secondo me. Grazie a voi artisti. Allora, so che questi due miei preziosi e splendidi professionisti, ma anche amici del cuore, ci hanno voluto fare una sorpresa. Eh sì, ci hanno voluto fare una sorpresa. No, non spogliarti, Dio santo. C'è un testosterone oggi a bomba proprio. No, anche perché non c'è da bene. Vabbè, allora, ci siamo. Chi è venuto a trovarci? È arrivato un amico bello, un artista ancora Da più Sassari, bello. è l'unico difetto che ha. È l'unico difetto che no, cioè, Ma questo commento è proprio Castellaio, cioè. perché lo amo alla follia, altrimenti non mi permetterei mai. Lo chiami tu, lo chiamo io? Alessandro Carta! Grazie! No, via di questo. Grazie! Puoi usare questo, guarda! Puoi usare questo se vuoi. C'è anche il cajon, chi è? Grazie mille, grazie. Mi sa di sì! Grazie! Abbiamo una gruppi qua! Grazie Alessandro, che sei venuto da Sassari in Borsetta. Ah, Borsetta! A Borsetta. Non sono prontissimo. Beh, allora, ti è piaciuto arrivare qui? Una tasta non ce l'hai, vero? Ti è piaciuto arrivare qui? Arrivare qui in Africa, voglio dire, cosa ne pensi? Io sono così innamorato di Cagliari.
Ma tutti i sassaresi, ma dovrebbero dichiararlo, Ci sono due tipi di sardi. I cagliaritani e quelli che vorrebbero essere cagliaritani. Giusto? Francesca Corrias. No, tu vieni. Sei obbligata. Dai, è una jam, tutti improvvisano, fai quello che vuoi. Francesca Corrias! Francesca Corrias, ci siamo. Che bel regalo, ragazzi, che Dai, bello. Allora, ci siamo, siete pronti? Franci, ci sei? Per forza. Nazionale popolare. Allora, chiedi, cos'è per me la... Che cos'è per te la liberazione, Alessandro? Allora, per me devo dire, la liberazione è sempre due sentimenti opposti. Uno un po' di rabbia e uno di gioia. E quindi voglio esprimerli, siccome i miei meravigliosi amici mi hanno invitato a suonare la mia unica canzone ormai. Vorrei esprimere questi due sentimenti opposti con due poesie di Fosco Maraini, una prima e una dopo. La prima è quella della rabbia e si intitola Che fanno? Cancella il mondo, sdrenfano. Ti dico, cancella quest'ingubbio ammorboluto. È inutile timpare a cianciafico gli sbregi di un blafonero fognuto. Che fanno i morzacacchi, i gloriconi, strabosciano i moffucci in godicaglie? Che fanno i migarelli? A strabuconi gratterchiano le zocchie e le morgaglie. Ai, sdrenfano. Vantardo e carpiniero, strabasta con gli sbrilli e con le ciance. È tempo, è metatempo, è stratempiero. Cancella il mondo, sdrenfano, stracance. E adesso strenfate voi. Che male c'è se questa gente è disunita? In fondo siamo 100 personaggi in cerca di berrita. E cosa fai se ti rubano la terra? In fondo è solo un modo come un altro di valorizzarla. Cazzo, 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 cazzo. Che male c'è se la tua azienda è andata all'asta e se la compra a un prezzo indegno un prestanome della banca. E cosa fai se poi la vende a prezzo pieno? In fondo adesso non hai debiti e puoi ucciderti sereno. Cazzo, 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 cazzo. Che male c'è se ti avvelenano la terra? In fondo il cibo è più sicuro se prodotto in una serra. E cosa fai se c'è il benzene nella falda? In fondo leni dal lavoro e vieni male processata. Cazzo, cazzo, che male c'è se per l'Italia vai a morire? In fondo i nostri nonni sono celebrati con onore. E via Bocino non mi dà nessuna noia. In fondo i sardi che impiccava
non gradivano il Savoia. Cazzo, 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 cazzo. Che male c'è se la mia lingua non la parlo? In fondo in sardo non può esprimere concetti di livello. E d'altra parte questa lingua è obsoleta. Meglio parlare in italiano che la lingua del pianeta. Cazzo, cazzo, cazzo. Che male c'è se parla il general Molteni, in fondo non ha prove che la colpa è dei nanoveleni. E com'è bello far l'amore, tranne a quei rattanti bimbi malformati son dovuti ai coiti tra parenti. Cazzo, 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 Se la merita. Che male c'è se parla il general Molteni, in fondo non ha prove che la colpa è dei nanoveleni. E com'è bello far l'amore, tranne a qui attenti bimbi malformati son dovuti ai coiti tra parenti. Cazzo, 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 cazzo. Emanuele Contis. Sfrutta la mafia, in fondo è troppo e può bruciare i nostri boschi come raffia. Speriamo che ci diano fuoco e che sia un bel palo, che tanto i sardi per principio in culo libra del concanono.
giorni, smegi e lombidiosi, col cielo d'ago e un fonzero congruto. Vai avanti. Ci son meriggi, gnalidi e budriosi che plogitano sul mondo infragelluto. Ma oggi è un giorno a zimpaci e zirlecchi. Un giorno tutto gnacchi e timparlini, le nuvole buzzillano, i bernecchi luderchiano con fernaci tra i pini. È un giorno per le vanvere, un festicchio, un giorno carmidioso e prodigiero. È il giorno a cantilegi, ad urlapicchio, in cui ti ho detto t'amo per davvero. Che meraviglia, grazie. Guardate che gemmo. Grazie Francesca. Grazie. Si può dire quanto ci piacciono i sassaresi? Sì. Ci piacciono. Grazie. Buon 25 aprile a tutti. Grazie. Allora, qui bisogna chiamare Matteo Sau! Sei pronto Matteo? Ci siamo? Dai che stiamo per finire! Si preparino il gruppo che è il Dulcis in Fundo! Si preparino! Mi senti Davide? Si prepari il Dulcis in Fundo! Allora Matteo! Allora Tizi, cazzo, allora adesso ti racconta, pare era benissima. Allora, un momento di attenzione! Tecnica, faccio una Fai una cosa tecnica! Matteo! Allora, sì! Ci siamo? Perché mi sto ripassando la domanda, però Ci siamo quasi, Matteo, sei tutti noi. a bello punto. Allora, Proprio. così, te lo chiedo, ma non credo sia una domanda a sorpresa. Che cos'è la resistenza per te? Oh, grazie per la domanda, Tizi. Innanzitutto grazie per avermi invitato, perché per me è una cosa molto bella insieme a Fabio. Io speravo ho detto, la prima cosa che ho detto, ma c'è Fabio Marceghi, è così. E io ho detto, lui No, allora c'è, vengo, ma non perché vengo sicuro. No, ma non è che perché l'ha deciso lui, era già qui, cioè l'ho già deciso, Lui è la resistenza. Lui è la resistenza. No, allora, cos'è la resistenza? Allora, io ho un ricordo, ci pensavo stamattina, per me la resistenza è un ricordo di infanzia. Perché mi ricordo Maestra Elvira, quando io ho fatto le elementari, quindi nel 1600, Maestra Elvira, tutto il periodo di Natale, dal 1° al 22 dicembre che si andava in vacanza, ci faceva cantare Notte de Gelo, Esnadu, canzoni di grande stampo ecclesia, come si suol dire. Canzoni di Tore Cubetti. Ma Maestra Elvira, dal 1° al 30 aprile, tutti i giorni ci faceva cantare prima di uscire O Bella Ciao. Ed è una cosa molto bella, perché pensavo che se adesso in una scuola elementare fanno una cosa del genere, il giorno dopo finisce sul giornale. Altro che se finisce Perché sul giornale. pensavo che alla fine il valore della resistenza era un valore condiviso anche da chi non era necessariamente di sinistra, era un valore comunque condiviso, e questa è una cosa bella. E poi per me la resistenza però è innanzitutto una festa, perché comunque è un momento in cui delle persone di ceto ed estrazione politica diverse si sono unite e hanno vinto. Questa è la cosa più bella, perché l'Italia è stata liberata e quindi la cosa bella è quella. Poi la storia viene riscritta, viene rivista. Revisionismo
e noi siamo costretti a una resistenza tutti i giorni. Adesso dico una cosa un po' triste, dico una cosa triste perché tanto io devo fare una canzone triste, quindi vi preparo, basta, un po' di tristezza e cazzo tutta questa allegria, cioè. Leggevo che la resistenza ce l'abbiamo noi tutti i giorni nei vari le faremo sapere, nelle varie chiamate ai CUP che non rispondono, nei vari soprusi che siamo costretti ormai ad accettare. Leggevo che la Sardegna ha la percentuale più alta di persone che rinunciano alle cure. E badate che questa è una cosa veramente pericolosa, perché significa che tu rinunci alle cure perché ti arrendi. E quindi questa è la nostra resistenza, noi dobbiamo tenere la memoria viva ma per avere una nuova resistenza, e questi eventi così sono un modo bello quantomeno per dircelo, quindi grazie Tiziana e grazie a tutti. Grazie. E vi sto leccando il culo perché la canzone è brutta e quindi dovete fare l'applauso. E invece per quanto riguarda la canzone voglio invitare, allora posso dire, tanto la canzone è breve, quindi ho 5 minuti, ho fatto il conto, 2 minuti di leccaculo e 2 minuti e mezzo di canzone. È tuo, il tempo è tuo. Allora, a parte che la canzone di Alessandro è bellissima, cazzo, però ho detto viene prima di me, perché io tutta la sera che ho detto che cosa faccio? Io sono un cantautore un po' triste, diciamoci la verità. E quindi ogni canzone che sentivo dicevo cazzo. Grande talento. Grazie tesoro. Quindi ogni canzone che sentivo dicevo cazzo, questa è allegra, e poi dicevo boh, cosa faccio? Sentivo, poi c'era la gente a Rogallo e ho detto cazzo, questa è bomba, e io boh, cosa faccio? Quindi alla fine cazzo boh è la cosa migliore, è il mio miglior preludio, oltre che una bellissima canzone. Io vi canto una canzone che ho scritto che si intitola È già. È già, che è una parola che noi diciamo quando ci arrendiamo, quando non hai più nulla da dire, dici è già, come dire, sti cazzi. Mi piacerebbe invitare Emanuele Contis con me sul palco. Oh, però non bisogna vedere se a lui piace questa cosa. No, sì. vabbè, Matteo, così. Poi mi tocca pagarlo! Poi mi tocca pagarlo! Vabbè, abbi pazienza, una birra, basta. Finito il concerto? No, poi ci sono i 6 Days of Rain. Bellissimo. Quindi, allora, Mi imbriaco, vai. ti offro una birra, d'accordo? Quindi grazie Emanuele Contis. Quindi io ho questa canzone che si intitola È già. Vi lascio. Vorrei, grazie Tizi, vorrei dedicarla a tutti noi affinché si possa arrivare un giorno a non dire più è già, ma incazzarsi con la voglia di incazzarsi e con la voglia di avere delle belle vittorie. Grazie. Grazie, chiunque tu sia. Ciao, Vali. Aspetta che mi sta... Io non ho idea di cosa faremo, lo sai Marco? Certo, noi non abbiamo idea ma ci vogliamo bene, quindi così. Vai che male c'è. Perché tanto io riuscirò sempre a nascondermi, perché in fondo tu lo sai che fantasia non ne abbiamo mai avuta, sempre solo verità, quella non ci è mai piaciuta, ma questo lo sapevo già. Abbracciami, perché lo fai sempre quando pensi che sia l'ultimo e puoi guardare indietro pensando basterà a recuperare il tempo quando il gioco finirà, saranno poi parole al vento, ma questo lo sapevo già. Abbiamo un'altra faccia che perde pezzi e tu lo sai, frantumiamo desideri, frustrazioni
aggrappati a due sorrisi che non ci facciamo mai. Ti ricordi le domeniche passate qui in città, qui in città. Attraversare tutte le ore che trascorrono e ci spiamo con dolcezza e malinconia a frugare i nostri errori o cercare libertà guardando ore ed ore fuori, ma questo lo sapevo già. Dalle nuvole, non girarti indietro, non cercare fantasia, accompagna la mia faccia alla porta e poi vai via, e non pensare che mi piaccio, ma negli anni non c'è poesia. Già si sa, tutto quanto era migliore fino a quando non finirà, e qualcuno se n'è andato, qualcuno poi ritornerà, tranne quelli che son morti, di quelli poi si parlerà, si parlerà. Grazie, buona liberazione a tutti e tante maestre Elvira, grazie Emanuele Contis, grazie. E grazie a Tiziana. Matteo, ciao, grazie. Ed Emanuele Contis, che ormai è resident DJ. Allora, in fondo io chiamo... Evviva la professoressa! Six Days of Rain! Dai, forza, sul coraggio, sono in tanti. Tutti belli attivi, ecco Davide Sardo, pronti, guardate quanti sono, Adesso arrivano anche gli altri. Allora, mentre loro si preparano un po', io faccio un po' di ringraziamenti. Ringrazio intanto e chiedo come si fa l'applauso dopo i nomi, no? Ce la fate? Si fa così, una mano, l'altra e si battono insieme, l'applauso, così. Intanto ringraziamo Radio X Social Club per l'ospitalità, che non è cosa da poco in questi tempi bui, ve l'assicuro. Trovare uno spazio che ospiti il 25 aprile non è facile. Non è così facile, e invece loro hanno detto subito sì, vero Antonio, vero Martina e vero Sergio, hanno detto subito sì, quindi grazie. Ringrazio la mia compagna Luisa Sassu dell'Ampi, che asseconda tutte le mie follie, pure questa. Io sono commossa, grazie. Che vi devo dire, è stata un'esperienza meravigliosa. Grazie, buon proseguimento. Simona Fonseca della CGIL, che ci ha dato un po' di visibilità diffondendo appunto più non posso questa iniziativa. Infatti avete visto quanti siete? Tanti, e non ce l'aspettavamo. Poi ringrazio tutti gli artisti
i gemmisti della Resistenza, i papaveri rossi di questa edizione, che non mi aspettavo potesse essere così bella. Come siamo messi? Siamo pronti? Manca poco? Allora parliamo. Davide, dove sei? Che cos'è la Resistenza per te? La Resistenza è stato uno sforzo incredibile, drammatico, disperato, per poter avere pace, dignità e civiltà. Questa è stata la Resistenza. Cosa ci proponete oggi? Vi proponiamo una canzone che è nata dalle lettere che il nonno di Roberto Chi è Roberto? riusciva, tra una censura e un impedimento e una costrizione, a mandare a casa dalla prigionia. E sono lettere che parlano di tutto quello che la guerra fa alle persone, ma soprattutto di quello che la guerra toglie alle persone. Perché forse la cosa più importante è questa: essere antifascisti, prima di tutto, sopra ogni cosa, e essere pacifisti. Pacifisti. Mi sembra un concetto bellissimo, Davide. Siamo pronti, ragazzi? Ci siamo? Quasi. Ci siamo? Non succede niente, se la chitarra è scordata, hai detto. Ok. Allora, ci siamo? Ci siamo? Antonio dalla regia cosa ci dice? Allora, i 6 Days of Rain e poi chiamerei sul palco chi ne ha voglia di venire qui a cantare Bella Ciao per un saluto. È una giornata, alla giornata della Resistenza, e rinnoviamo l'invito all'anno prossimo di questa cosa che mi sono pensata, che mi sta piacendo molto e credo sia piaciuta e sia stata apprezzata. Ci siamo? Allora, intanto dici i nomi dei tuoi amici. Questo parla di Ravigli, così dice qualcosa anche lei. Allora, sì, devo presentare questi baldi giovani. Allora, presento il progetto. 6 Days of Rain è un progetto che nasce qualche tempo fa, ha avuto varie di formazioni, eccetera, eccetera. Poi alla fine la fortuna di trovare persone che condividono ideali, anche un progetto artistico anche abbastanza complesso in una città come quella, può essere quella di Cagliari, dove ci sono pochi spazi per esibirsi e quant'altro, e noi siamo molto contenti di essere qua, tanto contenti. Infatti vorrei ringraziare a nome del gruppo te e tutti coloro che hanno organizzato questa fantastica manifestazione. Adesso appena ci danno vita ci proviamo. Ci siamo? Manca la chitarra. A voi. Gone away in a country does no mind I hold my gun. My spring starts now, but I never see it still from me. But I think disbelieve my own. Don't care
just want to be young as I am. I bet you money and they keep my sight. You made you a very something sweet. I want letters asking for science, hoping for an answer, shaking for the gravity. I'm starting to forget all the faces of my loved ones. Why make me please? I'm in other words. Every day it feels just like I'm passing slow down. As the hours go by, I still feel alone. Roses, just a day. Someday you'll be home again. And I every day, even no one is a listen, go away. I hate when they unscrew my voice through the fucking black ink on my words. So full of red loud, loud up and true, passing through my mind. But I hate to be strong. They always dear me. My only clue is time. What is another star? See my face now that I'm back here. I know the ones I used to be. Every time I see who did this to me, this will not last Che bello, grazie. Grazie a Era voi. proprio dulcis in fundo, si può dire, realmente. Grazie di essere stati qui. Cosa devo dirvi, ragazzi? Luvi, ti tocca incominciare il canto, tu che sei la più giovane, dai. Cominciamo il canto di Bella Ciao. Sì, no, restano loro e qualche altro artista si vuole unire? Dov'è Piraz?
Fabio! Dobbiamo anche ballare! Bella ciao, dai, forza! Dai, l'ultimo brano è Bella ciao, chi lo vuole cantare? Anche ballare, pogare! Chi è che ha il coraggio? C'è la bolimera! Per te così. Ci siamo? Vabbè, noi ci proviamo. Io volevo ringraziare Vittorio Pisu che ha filmato tutto l'evento e che presto ci darà anche il filmato, quindi lo potremo pubblicare. Ringrazio Lampi per questa straordinaria serata che siamo commossi, basta. Tutti veniamo qua a cantare Bella ciao, tipo We Are The World. Ah sì, ci manca Michael Jackson. Dai, Michael Jackson. Dai, chi se la sente di cantare? Dai, venite! Dai, Vale, vieni! Dai, venite a cantare! Certo che puoi venire, dai! Vale, vieni anche! Dai, venite a cantare! Che brutta questa cosa! Io rimango, dai! Bella ciao! L'ultimo brano e poi ci salutiamo! Oh partigiano! Nazza! Oggi Nazi non si può dire! Allora io ringrazio tutti, fatevi un grande applauso! Viva il 25 aprile, viva Lampi, che serate, fate come me, credete! Bella ciao, la conosci? Non la conosci? Ci siamo? Comincio io! Vai tu, vai, ti seguo. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che è fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Grazie a tutti, ci vediamo l'anno prossimo! Ciao! Ciao, resistenza ad oltranza! Grazie a tutti! All'anno prossimo! Grazie! Facciamo un applauso a Tiziana per aver organizzato questa magnifica occasione. Grazie!
Tiziana! Basta! Mi si sta tagliando un dente, dai. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato il oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, a partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellire, se mancava bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sui montani, sotto l'ombra di un bel fiore. Che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno e iranno questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano.